Bene, cominciamo questa carrellata, questa mattinata sul progetto Forginius, direi puntuali, cerchiamo di stare tutti nei tempi e come sempre inizio con portare i saluti del nostro direttore Nicola Dell'Acqua che per impegni pregressi non poteva essere presente e saluta comunque tutti gli astanti e anche coloro che sono collegati in remoto. Bene, è una mattinata fitta, è un momento importante perché se vogliamo è uno degli eventi del progetto Forginius, che è un progetto con un ampio partenariato europeo ed è un progetto su un tema molto specifico che è quello della genetica forestale, che però prevede di fatto di cercare un salto di qualità su diversi fronti, non ultimo il fronte operativo, nel senso che tutte queste attività, tutte queste ricerche trovano poi effettivamente, devono trovare un riscontro su chi opera nelle varie sezioni delle filiere forestali, dalla vivaistica fino a chi effettua gli impianti, perché poi le informazioni, le conoscenze che via via noi riusciamo a riportare sull'ampiezza e la variabilità della biodiversità delle specie forestali e come riusciamo poi a tradurlo sul territorio in termini di possibilità di reperimento di materiali genetici e anche in qualche misura di visione per il futuro e quindi anche di strategie nel campo del rimboschimento e della gestione forestale, diventa un asse fondamentale anche nel caso di questi progetti che nascono come progetti di ricerca. Questo è un workshop infatti che in qualche modo riguarda una realtà che è quella di Veneto Agricoltura della Regione Veneto, che porta a terra una parte delle attività complesse svolte nel progetto e, come vedremo questa mattina, cerca in qualche misura di disegnare un quadro quanto più aggiornato possibile per quanto riguarda poi il trasferimento di queste conoscenze agli operatori. Bene, senza perdere altro tempo, io direi che per una prima panoramica sul progetto e proprio su questa sezione poi del lavoro che è stato fatto do la parola a Jacopo Giacomoni che è di Etifor. Scusa? Ah, giusto, adesso poi farò una breve comunicazione. Che è di Etifor, che è anche il project manager del progetto. Una ultima brevissima comunicazione. Siccome l'evento di stamattina è riconosciuto come crediti per l'ordine dei dottori agronomi e forestali, a chi è in linea e vuole appunto ricevere poi il credito, chiedo cortesemente di utilizzare la chat per indicare nome e cognome, ora di ingresso e quando poi alla fine del convegno uscirà nuovamente nome e cognome e ora di uscita. Questo ci consente poi di effettivamente validare ed emettere poi i crediti. Grazie, la parola a Jacopo e buona giornata a tutti. Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, intanto mi fa piacere sinceramente anche aver letto tra gli iscritti online tante persone di cui conosco la storia, conosco l'interazione, alcuni hanno studiato con me, quindi un caloroso benvenuto a tutti quelli che ci seguono online e chi è riuscito a venire anche qua in presenza. Io appunto sono Jacopo Giacomoni, dottore forestale anch'io, lavoro per Etifor, che è uno spin-off dell'Università degli Studi di Padova, e nello specifico nell'ambito del progetto Forginius Etifor svolge il ruolo di subcontractor di supporto a Veneto Agricoltura. Le due persone chiave che insieme a me appunto hanno collaborato in questo progetto sono appunto Roberto Fiorentin e Federico Correale di Veneto Agricoltura, che parleranno, hanno già parlato quest'oggi, e menziono in questa slide anche Ivan Scotti, che come vedremo poi è il coordinatore del progetto europeo. Qualche dato che verrà esposto in questa presentazione vuole essere proprio di supporto per darvi un po' l'inquadramento senza rubare troppo tempo a quelli che poi sono i pilastri di questo intervento, quindi
attività più tecniche con chi mi succederà e poi il caso studio che è oggetto proprio di questo test finale della progettualità Forginius. È un progetto che si sta avviando alla fine, iniziato nel gennaio 21 e che finirà appunto il mese prossimo. È riuscito a cubare 7 milioni di euro di fondi europei, più quasi 500.000 euro di fondi integrativi portati dai vari partner e, come giustamente diceva Federico, prevede una platea di partecipanti molto vasta, che spazia dal coordinatore francese a 21 partecipanti, le cui caratteristiche vi illustrerò rapidissimamente in un secondo momento. Ma come spesso viene detto a chi presenta, l'importante è capire il perché siamo qua, cioè perché Forginius ha un senso nel contesto in cui ci troviamo quest'oggi, tendenzialmente perché abbiamo bisogno di capire che cosa succede alle nostre foreste e quindi la logica che ha guidato la scrittura di questo progetto è stata proprio quella di capire che cosa sta succedendo alle foreste europee e perché abbiamo così tante criticità dal punto di vista gestionale. Ho messo qua un esempio che tutti i forestali conosceranno bene, epidemie di bostrico, ma abbiamo ovviamente anche questioni che hanno a che fare con migrazioni assistite, cambiamento delle condizioni stazionali e quindi il progetto vuole aiutarci a capire come andare a gestire, quindi il perché è per trovare scelte mirate di conservazione, di gestione dell'attività di rimboschimento, di selezioni che abbiano un background scientifico importante. Gli obiettivi principali sono stati vari e spaziano su diversi filoni tematici all'interno del progetto, ma di base uno degli obiettivi principali era proprio quello di raccogliere competenza scientifica in termini di informazioni sia quantitative che qualitative di livello elevato, armonizzare basti pensare che in Italia abbiamo più di 20 regioni, ognuna fa un po' quello che vuole, pensatevi questo a scala europea, quindi un grande sforzo da parte del coordinatore è stato appunto quello di avere come linea guida un'armonizzazione di quelli che sono i dati raccolti, convertire l'informazione in strumenti predittivi e renderli accessibili. Come diceva Federico, è molto bello avere tanti articoli scientifici e database, ma se poi chi fa lavoro sul campo non ha la più pallida idea del come si possono operativamente implementare, rimane una bella competenza scientifica ma che fa poco impatto, poco cambiamento, che tra l'altro è proprio uno degli obiettivi degli spin-off dell'università, quindi andare incontro a quello che è il terzo pilastro dell'università, l'istruzione, la ricerca e la generazione di impatti sul territorio. È un progetto che dal punto di vista logico, io vi farò una panoramica, poi non penso sia nell'interesse di chi ci segue capire esattamente tutti i vari working package, ma tenete a mente che si è impostato su 3 grossi pilastri questo progetto. Il primo, che vedete in arancione, è stato quello di lavorare sulla modellizzazione delle risorse genetiche forestali, andando a lavorare su processi adattativi. Un secondo pilastro è stato quello evidenziato qua in verde di produzione di indici relativi alle genetiche forestali. Il terzo, come dicevamo, è stato quello di far sì che queste competenze si tramutassero in qualcosa che fosse facile e quindi in dei servizi per chi le risorse genetiche forestali le gestisce e per i cosiddetti end user. Nota di contorno, siamo qua a Vento Agricoltura perché ovviamente è uno dei partner ed è stato incluso proprio in qualità di utilizzatore finale, quindi uno dei contributi principali di Vento Agricoltura è stata proprio quella di fornire un contatto col territorio per andare a guidare anche un po' l'utilità in prospettiva di quello che sarebbe stato l'outcome di progetto. Ovviamente e per fortuna non siamo partiti da zero, siamo partiti dall'eredità di un grosso progetto che era Euforgen. È un progetto che praticamente categorizza la rete di risorse genetiche forestali a livello europeo, o correggimi Andrea, è EU o europeo? Europeo. Che ha all'interno dei suoi database più di 3.000 parcelle con più di 100 specie forestali. Sarebbe stato ovviamente super
analizzare tutte e 3.000 le particelle e tutte le 100 specie forestali, ovviamente i compromessi fanno parte della nostra vita. È stato quindi esemplificato nella prossima slide quello che è stato un dataset cosiddetto a step multipli, che va a stringere l'approfondimento tecnico e di conoscenza delle GCU su cui ci siamo concentrati. Quindi a livello di attività e di output del progetto, le risorse genetiche forestali sono state caratterizzate per il 100% dei siti attraverso teledetezione, lato fenologico ed ecologico, e poi si è andato a lavorare su dei subsample, quindi a stringere un po' il cerchio, lavorando con circa il 10% dei siti per quanto riguarda una caratterizzazione più genetica, su cui ovviamente non mi esprimo in quanto sono forestale ma non genetista e lascerò la parola poi a chi di dovere, e ancora su una sottoselezione di circa il 5% dei siti con criteri ed indicatori di carattere prettamente fisiologico. Chi ha lavorato tutto questo? Come vi dicevo, un consorzio molto diversificato che spazia dal nord fino al sud dell'Europa, anche paesi non europei, United Kingdom ovviamente, e mixa un buon compromesso di partner accademici, organismi di gestione e partner industriali operativi. Di fatto che cosa in pochissime parole, in questi 15 minuti posso riassumere, è stato prodotto? In alcuni working package si è prodotto proprio dati, quindi immagini satellitari, modelli, in altri si è lavorato sulle caratterizzazioni genetiche e fenotipiche, nel working package 3 hanno proprio lavorato assieme al 4 i genetisti puri e veri del nostro progetto, e quindi hanno spinto molto sulle analisi genetiche e sull'utilizzo e la creazione di indicatori che potessero essere utili poi per gli utilizzatori finali, mentre come vedete il 5, il 6 e il 7 sono stati più diciamo il trasporto di questa mole di dati in qualcosa che fosse usabile, quindi un nuovo database. Anche qua ci tengo a sottolineare il nuovo, nel senso che non è che è stato cancellato tutto quello che di buono era stato fatto prima, è stato arricchito, e quello dove Vento Agricoltura ha avuto proprio un ruolo anche importante, tramutare questa mole di dati e il nuovo database in qualcosa che fosse piacevole dal punto di vista dell'interfaccia utente e con un coinvolgimento attivo di quelli che sono i sempre noti e ormai onnipresenti giustamente in tutti i progetti stakeholder, portatori di interesse, chi poi del dato si fa qualcosa operativamente. Qualche flash rapidissimo, poi appunto come dicevo prima chi vorrà approfondire avrà a disposizione tutta la reportistica ufficiale di progetto, ma diciamo Working Package 1 si è focalizzato sulla raccolta, come dicevamo, e l'analisi di immagini satellitari, di dati in campo e generazione di modelli a partire appunto da dati spettrali, e questo è diciamo stato uno dei working package partiti per primi, quindi per poter dare un po' là alle attività progettuali. Nel working package 2, come dicevamo, si è lavorato un po' di più, in maniera più approfondita, su quelle che sono le caratterizzazioni fenotipiche delle risorse genetiche forestali. Molto importante nel titolo di questa slide sottolineare anche gli aspetti che hanno a che fare con la resilienza agli eventi estremi. Ricordiamoci il perché è partito Forginius, con l'idea di dare anche un po' di risposte operative e quantitativamente supportate da analisi scientifiche a quelle che sono le sfide che ci ha posto e che purtroppo ci porrà la crisi climatica. Nel working package 3 si è andato a lavorare molto sulla produzione dei semi. Ovviamente risorse genetiche forestali vengono collegate a tutto quello che è il filone e la filiera che parte dal seme, che va dai vari studi e analisi in campo che possono passare dai trial con le varie provenienze al test di diverse provenienze e origini. C'è stata un grande lavoro di caratterizzazione a livello di fecondità e di caratteristiche di queste provenienze, e note anche di colore. Pensate anche alla complessità di lavorare a scala europea anche solo e banalmente col trasferimento di queste risorse genetiche forestali, alla complessità che c'è dietro anche nel far passare materiale genetico forestale su 21 partner diversi.
Nel Working Package 4, che è il cuore dove il CNR dopo con Andrea e la collega di cui Camilla vi approfondiranno, non mi dilungo molto, ma qua c'è stato un lavoro molto spinto di genotipizzazione e di stima dei parametri della diversità genetica. Nel Working Package 5 si torna a quello che dicevamo prima, cioè armonizzare tutta questa mole di dati per renderla fruibile, quindi una delle piattaforme chiave a livello europeo che è EUFGIS è stata implementata a livello proprio di struttura operativa. Il partner non accademico e non operativo era proprio un partner che lavorava sullo sviluppo informatico di piattaforme, quindi questa mole di dati è stata dovuta incastrare all'interno di un'architettura già esistente. Tra l'altro portale bellissimo, nel senso che fornisce proprio una panoramica a livello europeo anche di quello che è lo screenshot, una fotografia dello stato di conservazione, dello stato di salute delle risorse genetiche forestali. Ovviamente questo è capibilissimo per chi fa questo di lavoro, ma a livello appunto di utilizzatori finali all'interno del Working Package 6 con Roberto e con Ventoricoltura si è lavorato moltissimo per renderlo anche fruibile a livello di interfaccia e per creare anche delle visualizzazioni di dati che potessero venire incontro alle esigenze degli operatori. Attualmente questa web application è stata testata anche in un paio di eventi dedicati organizzati da Ventoricoltura, è in fase di beta testing e ci aspettiamo che verrà poi aperta a consultazioni esterne alla fine del progetto, essendo adesso attualmente ancora coperta diciamo dai copyright intellettuali del progetto. Comunque è stato molto, molto interessante e dal punto di vista proprio qualitativo permette ai gestori dei vivai, ai gestori delle risorse genetiche forestali sul territorio, a chi ha GCU sotto il proprio ombrello, di compararle e di capire come la sua GCU si inserisce in un contesto più ampio e più elevato, e quindi questo è stato uno anche dei valori aggiunti percepiti dagli end user che sono stati coinvolti nel Working Package 7, in quanto ci hanno dato proprio una lista di quelle che potevano essere le loro esigenze e le loro necessità dal punto di vista operativo, una delle quali banalmente, ma in maniera molto semplice ma fondamentale, era rispondere a domande del tipo: che piante devo mettere in questa location, in questo sito? È una scelta che è giusta dal punto di vista scientifico nella tutela della risorsa genetica forestale? Sì, no? E soprattutto questo sì e no dipende da è sempre stato fatto così, o secondo me è un qualcosa che può aver senso, o come fortunatamente è emerso alla fine del progetto, dipende da una guida scientifica che è andata proprio a caratterizzare e a dare un sostegno quantitativo in termini di indicatori a queste scelte gestionali. Quindi nel VP7 appunto in chiusura c'è stata questa interfaccia con gli utilizzatori finali, molti dei quali tra l'altro sono contentissimo di vederli nella lista degli iscritti, e ci aspettiamo che anche grazie ai loro feedback questa piattaforma abbia un'utilità dopo, al di là del mero tick sul task che bisognava fare per il progetto. In chiusura, già che siamo ospitati da Ventoricoltura e io ho lavorato in grande sinergia con Ventoricoltura fino adesso, quali sono i principali risultati, diciamo, che abbiamo portato avanti assieme a Ventoricoltura? Sicuramente appunto la guida per quello che doveva essere una utilità della piattaforma, l'organizzazione appunto di tanti workshop sul campo che ci hanno permesso di dare agli scienziati veramente anche, pur io essendo un forestale di formazione, sono anni luce lontano rispetto a quella che è la specificità della genetica forestale. Ecco, una delle cose proprio più stimolanti del progetto è stato far capire a gente che magari lavora per il 90% del suo tempo in un laboratorio come rendersi utile dal punto di vista della qualità di quello che sta facendo a chi invece il 90% del tempo magari lo passa in bosco. Ecco, questo knowledge transfer che è stato promosso dal progetto è stato veramente uno dei pilastri e uno dei cavalli di battaglia portati avanti da Ventoricoltura, che si concretizzano nell'ambito poi dell'ultimo punto di questo elenco puntato anche in un'azione che avevamo
come evento agricoltura da stimolare, che è un pilot test di inclusione delle risorse genetiche forestali nei programmi di finanziamento comunitari, nello specifico il CSR, che è l'oggetto cardine di quello che è questo convegno qua. Infatti lascio adesso la parola a chi su questo pilot testing ci ha lavorato e vi rimando al sito, che tra l'altro io ho lavorato su molti progetti europei. Questo layout è clamoroso, sembra proprio Matrix con tutta la genetica, a me ha esaltato moltissimo, quindi su questo sito potete trovare tutti i dati e i deliverable prodotti e per informazioni il referente, diciamo, operativo è sicuramente Roberto Fiorentin, che dopo presenterà. Sono i 51, siamo andati abbastanza bene, vi lascio la parola e vi ringrazio anche per l'attenzione. Bene. Grazie Jacopo, molto preciso sia nei tempi che nei contenuti. Sì, direi che è stato espresso in maniera molto chiara quello che è stato il significato di questo progetto, da una parte per i ricercatori, dall'altra per gli operatori. Ecco, in questo senso una delle aree che ovviamente è interessata in maniera importante da queste tematiche è l'area della produzione di materiale vivaistico. La produzione di materiale vivaistico di piante forestali, a partire evidentemente dal problema del reperimento dei semi, di dove e come reperire il materiale che poi serve effettivamente per riportare alberi sui nostri territori, è un'area di estrema importanza. E il prossimo intervento, l'intervento del direttore della Fondazione Alberitalia, Sergio Gallo, è proprio un intervento che riguarda quello che sta succedendo nell'ambito della vivaistica forestale, un campo che per anni è stato in qualche misura dimenticato e che è tornato in auge purtroppo per una serie di coincidenze non tutte fortunate, una su tutte l'evento della tempesta Vaia, che nelle regioni alpine del centro-est del nostro paese ha, come sapete, devastato una quantità enorme di boschi, di foreste, e in qualche modo ha acceso un faro su delle criticità e delle fragilità dei nostri sistemi forestali. Ecco, Fondazione Alberitalia è stata portatrice, intanto è collettore di sinergie fra regioni, ministero, operatori, e è stata la prima a lanciare un nuovo manifesto per la vivaistica forestale, il manifesto Revivafor. A partire da quel manifesto si sta lavorando ancora, e quindi adesso, proprio senza anticipare nulla, lascio la parola al direttore Sergio Gallo, che descriverà cosa la Fondazione Alberitalia sta facendo per cercare di tirare le fila di quello che è oggi la vivaistica forestale, di quello che potrà essere, ci auguriamo tutti, nel futuro. A te la parola, Sergio. Grazie Federico, saluto tutti i presenti, tutti gli amici collegati anche da remoto. In effetti, questa che ci date oggi è una grande opportunità di condividere i risultati di un grande lavoro collettivo che è stato quello del progetto For Tree Nursery, un progetto voluto da CNR Isafom e realizzato appunto dalla fondazione, ma realizzato, come vedremo tra poco, da tutta una serie, grazie alla collaborazione di tutta una serie di attori del territorio, sia pubblici che privati. Ho preparato per voi una breve presentazione solo per fissare alcuni punti di questo breve intervento, e ora spero che possiate vederla. Riuscite a vederla? Sì, confermo. Ok, benissimo. Dunque, questo progetto, che ha preso il nome di For Tree Nursery, come dicevamo, è un progetto che ha
puntato a rafforzare tutta la filiera vivaistica forestale nazionale. Questo è stato un approccio finalmente fortemente innovativo, che ha cercato di portare una visione sovraregionale rispetto alle attività che purtroppo con diverse velocità si registravano sul territorio negli ultimi anni. Il finanziamento, come dicevamo, è arrivato da CNR Isafom, ma soprattutto dal National Biodiversity Future Center. Prima Federico Correale richiamava il manifesto Reviva For. Il manifesto Reviva For è stata una grande iniziativa collettiva che si era conclusa nel 2022, che aveva visto attraverso degli incontri interregionali di nord, sud e centro, aveva visto la produzione su impulso non solo della Fondazione Alberitalia, ma della SISEF, la Società Italiana di Silvicoltura ed Ecologia Forestale, e dell'ANAF, di cui Veneto Agricoltura fa onorevolmente parte, aveva portato alla definizione di 4 pilastri, di 4 azioni strategiche sulla ricerca e sviluppo, sulla governance, sul partenariato attivo, sulla formazione e comunicazione. Su questi assi si è continuato a lavorare, raccogliendo anche le fortissime criticità che da tutta la spinta che c'è stata del PNRR si sono registrate per quanto riguardava la messa a dimora il raggiungimento degli obiettivi di afforestazione delle famose 14 città metropolitane, con tutta la difficoltà di trovare materiali di propagazione. In questi anni, quindi, forti di questa esperienza quasi critica, insomma, che ha messo in luce una serie di falle del sistema e dell'organizzazione, si è continuato a lavorare per arrivare appunto al Fortree Nursery. Il progetto aveva 4 obiettivi fondamentali: lavorare attorno a un sistema che consentisse di produrre, di sollecitare soprattutto investimenti nella ricerca, nella formazione e nella divulgazione, supportare, sostenere, sensibilizzare il confronto tra le istituzioni e l'innegabile, l'irrinunciabile apporto dei privati, poi arrivare ovviamente ad una verifica dello stato dell'arte e quindi a un report finale, ma soprattutto nel definire una nuova roadmap strategica 2025-2030 che raccogliesse quanto prodotto dal manifesto Reviva For e lo attualizzasse, definendo proprio una tempistica sulle attività da realizzare. Il progetto quindi era un progetto affidava fondamentalmente alla Fondazione il compito di un coordinamento e di consulenza strategica proprio sul settore della vivaistica, affidando in sostanza quindi alla Fondazione Alberitalia il compito di fare da tramite proprio tra le regioni. Su questo apro e chiudo velocemente una parentesi a proposito di una favorevole situazione che si è venuta a verificare in contemporanea su impulso della regione Piemonte, perché a gennaio del 2025 c'era stato il kick-off della prima delle 3 prassi di riferimento sulla vivaistica forestale, alle quali punta appunto la Regione Piemonte, con il supporto di alcune regioni, tra cui Veneto Agricoltura, con la collaborazione dell'UNI. Le prassi di riferimento sono ovviamente delle metodiche, diciamo così, che su base volontaria possono essere accolte dalle istituzioni, ma si è creato questo tavolo di lavoro che avviava appunto nel gennaio del 2025 il lavoro sul prassi di riferimento proprio dei materiali di propagazione. Fondazione Alberitalia fu chiamata in questo contesto proprio
supporto trasversale e nazionale rispetto al contributo forte e attivo che molte regioni davano a questo lavoro. Ebbene, proprio oggi ci sarà la pubblicazione sul sito dell'UNI della prima di queste prassi di riferimento. Quindi abbiamo avuto la fortuna di affiancare durante la realizzazione del progetto Fortree Nursery, che è andata da giugno a ottobre 2025, anche il lavoro sui materiali, sulla prima delle prassi di riferimento dei materiali di propagazione. Quindi questa posizione privilegiata che ha avuto la Fondazione ci ha dato l'opportunità di avere un osservatorio privilegiato e quindi la possibilità di mettere insieme diversi attori pubblici e privati attorno al tema della vivaistica forestale. Il progetto prevedeva poi 4 eventi divulgativi sul territorio nazionale, anche qui replicando sostanzialmente il modello che si era visto con Revivafore, quindi eventi divulgativi interregionali, il primo nelle regioni del nord, poi al sud, poi le isole maggiori e poi quello centrale, 2 corsi di formazione per tecnici operatori e poi vedremo alcuni numeri, la realizzazione, la produzione di materiale didattico che fosse sempre accessibile e aggiornato, e questo lo ritrovate, lo ritroviamo tutti sulla landing page dedicata del sito di Alberitalia, e poi appunto la definizione di un report aggiornabile e di una roadmap per il rilancio della filiera vivaistica nazionale, forestale nazionale. Il tema della formazione. Il tema della formazione è stato forse l'aspetto più entusiasmante di questo corso. Erano previsti 2 corsi di formazione per 40 allievi in tutto, che prevedessero appunto una parte di questa attività da svolgersi direttamente in vivaio come parte pratica. Ebbene, a fronte di 40 posti disponibili per gli allievi, sono arrivate da 18 regioni 240 domande, a significare una grandissima domanda proprio di formazione, di aggiornamento per tutti quelli che erano i tecnici e gli operatori che già operavano nella filiera vivaistica, ai quali ovviamente era data la priorità, senza però trascurare il fatto che si potessero formare delle figure che intendessero avvicinarsi al settore vivaistico e quindi in questo ambito trovare la realizzazione di una professione oppure di un'attività imprenditoriale. Si è cercato quindi nella composizione, tenendo conto di queste priorità e tenendo conto della provenienza e delle motivazioni delle candidature, si è cercato di comporre delle classi, tra virgolette, il più possibili ampie e comprensive delle varie anime, delle varie sensibilità, delle varie esperienze di provenienza, e alla fine sono state composte appunto 2 classi con allievi provenienti da 12 regioni, per 240 ore di formazione complessiva che sono state erogate tra luglio e settembre. Sono stati coinvolti 30 docenti esperti per le lezioni teoriche, che sono state erogate da remoto grazie alla collaborazione di ENAPRA Confagricoltura e grazie ovviamente alla collaborazione, tra gli altri, anche di Veneto Agricoltura, che ci ha dato un grande supporto professionale e umano a queste attività. E questo soprattutto nell'attività poi pratica di Campulongo, dove appunto i colleghi di Veneto Agricoltura ci hanno dato anche una mano reale nell'attuazione delle attività pratiche presso il vivaio Campulongo di Oristano. Invece le attività pratiche dell'altro corso, che poi si sono svolte nel vivaio Mammarella dell'Aquila in Abruzzo, sono state supportate tra gli altri dai colleghi di ERSAF Lombardia. Gli eventi, dicevamo, questi 4 eventi divulgativi che sono stati realizzati in presenza e da remoto, interregionali anche questi, appunto sul modello di
Rivivafor, e che avevano come target le regioni, gli attori, tutti gli attori della filiera pubblici e privati, i tecnici e gli esperti e gli stakeholder in generale. Per le regioni settentrionali, ecco, questa era una particolarità, sono stati concepiti questi 4 eventi in modo che creassero anche una sorta di continuità, creassero anche una modalità di interazione in qualche modo complementare. Ovviamente il focus era sul raggruppamento delle regioni alle quali in apertura veniva concesso uno spazio privilegiato per il confronto, ma poi si portavano poi all'attenzione di tutti i presenti e le persone collegate da remoto, si portavano poi vari argomenti che appunto andavano a comporre un ipotetico puzzle di esperienze attraverso questa sequenza del seminario di approfondimento a Santa Sofia del 24 luglio, poi del workshop a Matera per le regioni meridionali il 5 settembre, nelle isole maggiori uno Science Café Talk il 19 settembre, e poi il raggruppamento delle regioni centrali a Roma il 14 ottobre, che ha sancito attraverso un convegno e tavola rotonda una sorta di chiusura di tutto questo percorso. Un aspetto importante per chi volesse consultare, rivedere quello che è successo in queste occasioni. Vi ricordo che sull'account YouTube della Fondazione Albert Italia sono disponibili le registrazioni integrali di tutti e 4 questi eventi, dai quali quindi potrete riascoltare eventualmente o rivedere anche le presentazioni e i materiali lì divulgati. Il report finale, dicevamo che uno degli oggetti che la Fondazione doveva poi consegnare a tutti era il report, una raccolta sistematica delle informazioni, poche in alcuni casi, un po' di più in altri, disponibili sul territorio, partendo sostanzialmente dal lavoro che nel 2022 il gruppo di Barbara Mariotti, diciamo del Dagri, di Barbara Mariotti e di Alberto Maltoni aveva guidato in un articolo pubblicato che troverete sulla rivista Foresta. Partendo di lì e aggiornando quelle informazioni, grazie al contributo di regioni, province autonome, alcuni stakeholder e esperti di riferimento, si sono raccolte le informazioni sulla situazione attuale del settore vivaistico forestale nazionale, strutturate in 15 schede operative. Queste schede operative sono state concepite attraverso dei documenti di sintesi indipendenti e dovranno essere aggiornate nel tempo proprio per consentire la rettifica, l'aggiornamento, l'implementazione delle informazioni disponibili sul territorio. E arriviamo poi a quella che è stata definita la roadmap 2025-2030. Vi ricordo che anche in questo caso sia il report sia la roadmap sono disponibili sul sito di Albert Italia, sono scaricabili, sono liberi e sono ovviamente anche vi invitiamo, anzi, nel caso, a inviarci le vostre osservazioni, le vostre proposte di miglioramento, perché questo è un lavoro in progress collettivo al quale tutti siamo invitati a partecipare. La roadmap in sostanza definisce 5 obiettivi strategici che sono la tutela della biodiversità, l'efficiente produzione di materiali, il governo della filiera, il partenariato attivo e l'aumento della competenza. Attorno a questi 5 obiettivi strategici si muovono 6 assi operativi che sono la normativa, la ricerca, la governance, il partenariato, la formazione e l'informazione. E poi i 15 gruppi di azione che vedete elencati lì, ciascuno dei quali esplode poi in specifiche azioni da attuare per un totale di 44 azioni appunto da attuare secondo determinate tempistiche che qui ovviamente non c'è il tempo di riassumere, ma che potete trovare agevolmente nei documenti sul nostro sito web.
un ringraziamento collettivo va a tutta questa rete di soggetti pubblici e privati che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto. Qui mancano tanti altri loghi, quelli di tutte le regioni, di tutti gli stakeholder, di tutti i privati che in qualche modo ci hanno fatto arrivare dei contributi. Qui ci è piaciuto raccogliere almeno l'immagine, in questa immagine gli elementi che ricordano tutti i soggetti che ci hanno dato la loro disponibilità attraverso i loro funzionari, attraverso i loro dirigenti, attraverso i loro esperti per concorrere al raggiungimento di questo obiettivo. Questa è stata la vera forza di questo progetto, una rete che per la verità esisteva e che questo progetto ha consentito di implementare e rivitalizzare, una rete che ovviamente già si era costruita durante la realizzazione del manifesto Reviva For, che poi si era tenuta viva durante i lavori della strategia forestale nazionale, diciamo diretti da Alessandra Stefani durante questi anni, e poi con Fortree Nursery ha ripreso vitalità, si è implementata, si è arricchita ed è oggi pronta ad accogliere queste nuove sfide per il rilancio effettivo della filiera vivaistica forestale nazionale. E di questo io vi ringrazio. Molte grazie a Sergio per questo intervento, che ha dato anche un po' il senso a quello che tutti si sta cercando di fare per creare sinergie in quest'ambito, l'ambito della vivaistica forestale, che sembra un ambito molto specifico, ma in realtà è una sorta di ponte poi tra la ricerca e il futuro delle nostre foreste, che in parte ovviamente è affidato ai processi naturali e in parte nel nostro paese, sicuramente come molti altri, anche affidato all'azione dell'uomo e a cercare in qualche modo di interpretare quali sono le tendenze sul fronte climatico e poi a rispondere in maniera quanto più possibile propria con le nostre azioni. Quindi il tema delle sinergie è stato molto ben rappresentato da Sergio con questo progetto molto ambizioso che direi ha dato dei frutti anche in tempi relativamente brevi per quelli che sono gli standard di solito di questi processi. Senza perdere altro tempo, poi lasciando magari tempo a qualche commento in chiusura, lo ringrazio ancora e passiamo invece, grazie Sergio, passiamo invece adesso agli interventi successivi. I prossimi due interventi saranno, mi dicono i relatori, in qualche modo legati uno con l'altro, quindi il tema della panoramica sulla situazione della genetica forestale in Italia e le attuali, diciamo un aggiornamento sull'attività di ricerca in essere, sono riportate adesso da Andrea Piotti, da Camilla Vanzi e da Roberto Fiorentini in un intervento che sarà in qualche modo la combinazione dei due che vedete previsti in programma. Siamo quasi in linea coi tempi, quindi chiedo di cercare di essere più sintetici possibile, ma di esprimere tutto ciò che serve. Grazie. Spero che si senta il microfono. Acceso? Non si sente? Ok. Allora, mi è stata chiesta per iniziare questo intervento di fare una panoramica sullo stato della genetica forestale in Italia. Parto dalle basi brevissimamente. Sappiamo tutti quanto è importante la diversità genetica di tutti gli elementi che costituiscono un ecosistema, le manifesta caratteristiche di resistenza o di resilienza rispetto a dei cambiamenti di stress. Meno noto forse è il fatto che si è preso di cercare di stimare quanta diversità genetica abbiamo perso, soprattutto nell'ultimo secolo a causa di attività antropiche, ed è stato stimato che essere almeno il 10% della diversità genetica di tutte le specie che costituiscono gli ecosistemi studiati. E utilizzando degli approcci modellistici si è anche capito che
questa diversità genetica non si recupererà naturalmente, ma dobbiamo spesso intervenire per favorire il ripristino dello stato iniziale. Un elemento chiave per capire come dobbiamo intervenire è attuare dei monitoraggi, e perché dobbiamo sapere qual è il livello di diversità genetica. Andiamo a studiare i livelli di diversità genetica delle singole specie, e il progetto Forginius, di cui il CNR, il nostro gruppo di ricerca, ha coordinato l'attività del Work Package 4, quello che era proprio dedicato a produrre dati genetici per la quota di Genetic Conservation Unit che ha mostrato Jacopo nella presentazione precedente. Il progetto Forginius, di cui invito tutti di leggere il primo policy brief che è stato pubblicato qualche settimana fa, e che riassume proprio l'importanza genetica per gli ecosistemi forestali e come il progetto ha approcciato il suo studio per fornire delle indicazioni poi pratiche sulla gestione della diversità genetica per frenare questo calo a cui in molte foreste europee stiamo purtroppo assistendo. Tutti questi studi stanno iniziando ad essere declinati in indicazioni soprattutto utili per il processo vivaistico, per la raccolta del materiale che utilizzeremo per attuare interventi di forestazione in generale. Questo lavoro, che è recentemente uscito su una rivista molto influente, Ecology Letters, sottolinea in particolare una cosa che ritengo molto interessante, che si collega molto con quello che ha detto Jacopo sulle finalità del progetto Forginius, ed è quella che nel decidere come cercheremo di pianificare le foreste del futuro negli ecosistemi in cui è utile l'intervento umano per aiutare le foreste ad essere resistenti e resilienti, dovremmo avere un approccio molto laico nel decidere il materiale da immettere in natura. Probabilmente molte specie riusciranno con le loro capacità di disperdere i loro geni e di fornire soluzioni genetiche per contrastare il cambiamento climatico autonomo a farcela, ma ce ne potrebbero essere altre che invece avranno la necessità di un intervento da parte nostra, un aiuto, perché abbiamo modelli così che in questo momento si trovano ad esempio talmente frammentate da non riuscire ad eseguire le migrazioni che dovrebbero fare in risposta al cambiamento climatico. Quindi non dobbiamo cercare delle soluzioni rigide a quali provenienze spostare o quali provenienze utilizzare per forestare un'area in una determinata area geografica, ma dobbiamo cercare di avere un approccio ponderato, basarci sulle evidenze che raccogliamo su ogni singola specie e decidere a quel punto se la provenienza locale è quella migliore per un intervento di forestazione o se dobbiamo di pianificare delle strategie di migrazione assistita, dare una mano alle foreste a migrare. L'aspetto cruciale però è che ci servono i dati per prendere queste decisioni. Questa immagine la trovo molto bella, utilizzata in uno dei progetti più interessanti che sono stati fatti fino ad ora, che è stato svolto da un gruppo di ricerca molto ampio canadese con un finanziamento importante e questi ricercatori anche scherzosamente mostrano come piantando tante provenienze di Picea sitchensis, provenienze che vanno dalla California, e vedete questa è la temperatura media delle popolazioni di origine, fino all'Alaska, piantandole tutte a Vancouver, se la provenienza locale fosse stata quella più performante, avremmo aspettati un andamento dei tassi di crescita con un picco nella zona in cui è stato fatto l'impianto. Invece, come vedete, a Vancouver le provenienze che performano meglio in termini di crescita in altezza sono decisamente quelle delle popolazioni più a sud, che è una chiara indicazione, un esempio secondo me molto carino, un'immagine di quelle che spiegano molte cose, di come dobbiamo essere laici nel cercare di capire cosa pianteremo in futuro.
Ecco, mi è stata chiesto di fare una panoramica sulle ricerche di genetica forestale in Italia. Allora, ieri non l'avevo mai fatto, ho cercato quanti lavori in letteratura internazionale, scusate, insisto su questo punto, ma per noi ricercatori è importantissimo che i risultati che otteniamo siano validati dalla comunità di nostri pari, e quindi è molto importante quello che viene pubblicato e accettato dalla comunità appunto dei genetisti forestali. Questo è l'incremento di lavori abbastanza impressionanti che contengono genomica forestale al loro interno, cioè quei lavori in cui non ci si limita a studiare poche posizioni sul genoma di una specie forestale per magari cercare di capire cosa è successo durante le rotte di colonizzazione post-glaciale, ad esempio, che migrazioni hanno fatto le specie dai rifugi glaciali, ma si vanno a studiare tanti geni, quindi non si studia solo la storia passata, ma si studia anche come si sono adattate le specie al clima attuale. Vedete, c'è un incremento notevolissimo, questo è un campo di quelli veramente molto caldi adesso nella ricerca forestale. E poi sono andato a vedere le pubblicazioni per Stato, e purtroppo l'Italia qua non figura molto, molto bene. Diciamo, le nazioni con cui ci confrontiamo maggiormente in Europa pubblicano tantissimi lavori, vedete la Germania, il Regno Unito, ma addirittura la Spagna, e queste regioni investono tantissimo sulla genomica forestale, pur avendo un patrimonio forestale che è decisamente più povero di quello che ospitiamo in Italia, sia in termini di numero di specie, ma soprattutto di ricchezza genetica di queste specie. Noi abbiamo avuto la fortuna che durante le ultime glaciazioni quasi tutte le specie si sono rifugiate nel nostro territorio, hanno mantenuto delle dimensioni di popolazioni ampie nel nostro territorio. Larga parte della diversità genetica delle specie si è rifugiata nelle 3 grandi penisole, e dopo, anche per la sua posizione centrale nel Mediterraneo, ha subito un cumulo enorme di diversità genetica. Dovremmo essere molto più in alto in questa graduatoria, e quando guardiamo gli enti di ricerca che pubblicano nella genomica forestale, non c'è nessun ente italiano nei primi 40 enti più prolifici nel fornire informazioni di questa disciplina. Il CNR è il nostro ente, dove però è un ente enorme, ci sono numerosi gruppi che lavorano su queste tematiche, si posiziona appena dopo il 40° posto, ma poi c'è un invece se guardate ad esempio gli enti di ricerca francesi, ci sono quasi decine di enti che lavorano su questa tematica. Quindi, riassumendo, possiamo dire che noi nello studiare le nostre risorse genetiche forestali partiamo da un enorme ritardo, che è anche legato al fatto che la genetica forestale è stato un argomento ritenuto molto molto di nicchia dalla stessa comunità forestale negli ultimi 20 anni, e il fatto che praticarla richieda finanziamenti abbastanza per produrre i dati, ma anche per mantenere i laboratori, ha provocato la quasi estinzione della comunità dei genetisti forestali. Però l'aspetto più positivo è che c'è stato invece un forte impulso recente nel recupero, e sia culturale, credo che se voi partecipate a convegni legati alle scienze forestali, parla sempre di più di genetica forestale, ed economico. Incredibilmente, dopo 20 anni in cui a scala nazionale non c'era un singolo euro per questi lavori, ho visto negli ultimi anni fiorire sia proposte che di presentare progetti su questa tematica. Ed oggi voglio farvi vedere proprio velocemente una serie di lavori che ha fatto il nostro gruppo, che hanno, credo, delle applicazioni molto 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 rilevanti, e poi tornerò alla fine sul progetto Forginius. Allora, vi parlerò di 5 cose cercando di essere sintetico e sul punto. La prima è che in Italia, come abbiamo tantissima diversità genetica, e quando la studiamo solitamente ne troviamo di più di quella che ci aspettavamo. In questo piccolo pezzo divulgativo che ho scritto qualche settimana fa per le news della SISEF cerco di spiegare in parole semplici proprio questo concetto. Vi faccio 4 piccoli esempi su 4 specie che abbiamo studiato recentemente: abete bianco, abete rosso, faggio e pino loricato, per farvi capire
che la situazione non è semplice, non è che troviamo semplicemente tanta diversità genetica in Italia, ma si è generata tanta diversità genetica in Italia per processi completamente diversi per ogni singola specie. E questo ci mette allerta sul fatto che è difficile generalizzare una strategia unica per tutte le specie per cercare di mantenere questa diversità genetica, ma dobbiamo proprio studiare ogni singola specie e cucirgli addosso una strategia di conservazione particolare. L'abete bianco, ad esempio, nonostante da studi pregressi si pensasse che ci fossero solamente 2 rifugi glaciali in Appennino settentrionale e in Sud Italia, ci ha fatto vedere come esistono 4 gruppi genetici differenziati sul territorio nazionale e abbiamo trovato delle cose molto sorprendenti che ci devono far riflettere sulle traslocazioni che faremo. Ad esempio abbiamo stimato che il massiccio del Gran Sasso ha determinato una differenziazione genetica a nord e a sud enorme, quasi a livello di 2 sottospecie differenti. E abbiamo cercato di calcolare da quanto tempo è che le popolazioni sui Monti della Laga e sul Gran Sasso e quelle molisane non siano polline, e abbiamo stimato che è quasi 700.000 anni. Questo ci dice che un'eventuale traslocazione lungo quest'asse fatta con molta cautela. E abbiamo scoperto ad esempio che le popolazioni del Sud Italia invece si scambiano polline con quelle dei Balcani con molta più facilità che non quelle del Gran Sasso, quindi riescono a attraversare l'Adriatico con più facilità che non fare 80 km in cui c'è solamente una grande barriera. Nell'abete rosso abbiamo studiato tante popolazioni alpine fino alle Alpi marittime e 3 popolazioni appenniniche che erano state segnalate come potenzialmente autoctone, e abbiamo trovato che ci sono 4 gruppi genetici nel territorio italiano e 3 sono in quest'area molto piccola, in questa fascia latitudinale. Ci siamo chiesti, abbiamo coinvolto i paleobotanici per cercare di spiegare questi processi. Ho scoperto che la paleobotanica, i dati paleobotanici collimano molto con lo scenario molto strano che abbiamo trovato, no? Tanta struttura genetica in quest'area piccola e tutte le popolazioni alpine uguali, perché andando a studiare i pollini fossili si vede benissimo che l'abete rosso ha colonizzato tutto l'arco alpino dalla Slovenia sostanzialmente, e invece si è mantenuto durante la glaciazione in tanti piccoli rifugi tra la costa ligure al confine con la Francia e l'Appennino settentrionale. Questa è una cosa però molto interessante, perché se noi escludiamo queste popolazioni dalla raccolta del seme, sono 3 piccole popolazioni, ma se le escludiamo perdiamo grossolanamente il 75% della diversità che c'è nella struttura genetica della specie in Italia. Il faggio ha una struttura genetica molto nota, c'è questo gruppo rosso francese iberico, questo gruppo che si è generato verde da una ricolonizzazione partita dalla Slovenia, e poi il gruppo, diciamo, della penisola appenninica e balcanica. Però anche lì, approfondendo e studiando tante popolazioni italiane, abbiamo visto che ad esempio nell'Appennino tra Parma e Piacenza c'è l'unico in tutto l'areale della specie in cui questi 3 gruppi genetici alla fine delle loro rotte di ricolonizzazione si sono incrociati, e quindi abbiamo una zona in cui sono rappresentate le caratteristiche genetiche di tutti e 3. E infine il pino loricato. Il pino loricato, non so se è una specie che conoscete, ha un areale principale sui Balcani che va dal sud della Croazia fino alla Bulgaria e al Pindo in Grecia, e poi ci sono sul massiccio del Pollino e dell'Orso Marso, che sono proprio la ragione per cui è stato istituito il Parco Nazionale del Pollino, che le comprende tutte. Abbiamo miliardi di alberi qua e piccoli nuclei nel Pollino. Tutto faceva pensare che a un certo punto la specie fosse riuscita a saltare, grazie a qualche ponte anfiadriatico, dai Balcani fino al Sud Italia, e invece abbiamo trovato che queste popolazioni hanno una diversità genetica che è paragonabile a quella dei Balcani, e che se si chiede a un è lo scenario più, cioè che sia saltato dai Balcani al Sud Italia, al Sud Italia ai Balcani, viene abbastanza probabile che l'Italia ai Balcani. Quindi anche popolazioni piccole, fortemente disgiunte, quando le si va a studiare e le si confronta con le altre, possono rivelare la sorpresa che contengono ancora tanta diversità genetica.
Ecco, questo è un quadro generale per farvi capire che praticamente ogni specie che affrontiamo è una sorpresa enorme e che in generale lo scenario è di tanta diversità genetica che ancora si conserva nella penisola, nonostante il fatto che sia uno dei posti più antropizzati anche storicamente del nostro pianeta. Dei dati genetici a scala nazionale ci ha permesso di un'altra applicazione molto importante, utilizzando degli algoritmi appositi, Spatial Conservation Planning o Prioritization. Abbiamo fatto macinare i dati genetici da questi algoritmi e abbiamo chiesto, e credo che questo sia molto rilevante per capire le popolazioni da cui dovremmo andare a raccogliere il seme, abbiamo chiesto quali sono quelle che in inglese vengono definite irreplaceable. Abbiamo fissato un target di conservazione e abbiamo chiesto a questi approcci, a questi algoritmi, quali sono le popolazioni indispensabili da cui raccogliere seme o in cui tutelare gli individui per non essere mai sotto il 99% della diversità genetica esistente sul territorio nazionale. E questi pallini rossi ci indicano le popolazioni che sono insostituibili. Se noi non raccogliamo seme da queste popolazioni o se perdessimo queste popolazioni, automaticamente scenderemmo sotto questa quota di diversità genetica da tutelare. Ve lo faccio vedere velocemente, ma le applicazioni credo che siano chiarissime. Si possono ad esempio sovrapporre questi gruppi genetici che abbiamo trovato in una specie come l'abete bianco con i boschi da seme, grazie a questo strumento in cui vengono censiti, fornito dal Ministero. Sovrapponendoli si vede immediatamente dove ci sono troppi boschi da seme, dove non ce ne sono, e dà un'idea molto pratica di come si può ottimizzare la rete dei boschi da seme. Ad esempio, abbiamo scoperto che in Pollino c'è una delle popolazioni con la maggior diversità genetica in abete bianco d'Europa, e questo non è un bosco da seme, sarebbe molto conveniente che lo fosse, e abbiamo anche visto che non ci sono boschi da seme in questo gruppo genetico del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Quindi, con le raccolte che il vivaismo pubblico sta facendo adesso, sicuramente, non essendoci boschi da seme, non stiamo conservando la diversità genetica che si è preservata in quest'area geografica. Il caso della farnia, abbiamo studiato la diversità genetica della farnia in tutta Italia, non si sapeva niente quasi niente fino a questo lavoro, e anche in questo caso abbiamo notato che ci sono 3 grandi gruppi genetici, uno molto omogeneo e con diversità genetica diciamo intermedia nella pianura padana, uno molto eterogeneo e con alcune popolazioni con tanta diversità genetica, tante stiano scomparendo in centro Italia, e un gruppo genetico meridionale interessantissimo perché è molto peculiare geneticamente, ma sta perdendo tanta diversità. È una popolazione che c'è vicino a Policoro e che fino agli anni 50 era 600 ettari di bosco igrofilo, che poi è stato tagliato e bonificato e rimangono ora 58 piante. E abbiamo anche qui sovrapposto i boschi da seme con questa struttura genetica e potete vedere chiarissimamente che da seme sono i pallini bianchi, come non rappresentino ancora molto bene la diversità che abbiamo trovato. Però una buona notizia è che rispetto a quando abbiamo pubblicato l'anno scorso questo lavoro, in cui i boschi da seme erano questi, già quest'anno, spero anche grazie alla comunicazione di stati, abbiamo iniziato ad avere dei boschi da seme in centro Italia, quindi il danno diciamo sicuramente si sta alleviando. Cerco di andare poi negli ultimi 10 minuti sempre più sul locale. In questo lavoro che abbiamo svolto nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e nel Parco Nazionale Laga Gran Sasso, grazie alla collaborazione degli ecologi forestali di Torino e di Ancona, studiato 2 sistemi di azioni molto frammentate di abete bianco e abbiamo prodotto dati genetici e dati scala di paesaggio che descrivono come sono fatte queste popolazioni. Abbiamo cercato di incrociarli e abbiamo con lo scopo di cercare di capire se qualche caratteristica di queste popolazioni era legata alla loro perdita di diversità genetica. Alcune di queste popolazioni di abete bianco, nonostante vengano da uno dei più grandi rifugi che ci sono stati durante l'ultimo periodo glaciale, adesso sono ridotti a 40-50 individui, quindi immaginatevi popolazioni di fortissima marginalità. E
abbiamo scoperto che, incrociando appunto dati sulla diversità genetica e dati sulle caratteristiche di queste popolazioni, che uno degli elementi chiave per mantenere diversità genetica, da questa parte del grafico abbiamo i parametri di diversità genetica e le caratteristiche delle popolazioni che hanno tanta diversità genetica, è l'area delle popolazioni. E vi faccio notare che un altro dei parametri molto importanti che abbiamo incluso in questo studio è l'isolamento delle popolazioni. Quello che abbiamo trovato è che conta molto più avere un'area estesa per ogni singola piccola popolazione che non essere ben connessa vicina alle popolazioni attorno. Questo risultato sta guidando le strategie di conservazione del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano per l'abete bianco, che è una specie cruciale negli ecosistemi forestali dell'Appennino, che sono ipersemplificati, praticamente il 99% delle foreste a quota sono faggete, e sapete bene come avere foreste monospecifiche esponga questi boschi a potenziali eventi drammatici e come dovremmo cercare di diversificare questi ambienti il più possibile. Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, partendo da questi risultati, ha prodotto circa 30.000 piante di abete bianco e adesso stiamo studiando queste popolazioni con immagini da drone, stiamo cercando di capire come e dove andare in ogni singolo nucleo a piantare per allargarli, ed è stata scartata l'ipotesi, perché i nostri dati non la sostengono, di invece creare popolazioni che facciano da ponte tra quelle esistenti. Sono operazioni costosissime e credo che per un parco nazionale avere una guida che indichi qual è l'operazione da fare che abbia più probabilità di successo per il target che ci si pone, cioè frenare la perdita di diversità genetica di queste popolazioni, sia molto, molto rilevante. Gli ultimi due casi sul maladattamento. Abbiamo studiato nella zona tra Ticino e Parco delle Groane il deperimento della Farnia, che chi lavora e chi conosce gli ecosistemi forestali sa che essere forse una delle urgenze più importanti per mantenere le foreste in ambienti super antropizzati come la pianura padana. Abbiamo studiato tante coppie di piante molto sane e molto deperienti, una vicina all'altra, possibilmente entro 20 metri. Questa cosa ha richiesto settimane, perché non è facile trovare piante che abbiano la stessa età e che si trovino così vicine e che abbiano uno status di deperimento così contrastante. Ma il fatto di aver usato questo disegno sperimentale molto innovativo e poi di aver caratterizzato molto bene il genoma di ogni singola pianta studiata, abbiamo caratterizzato per più di 400.000 marcatori molecolari il genoma di ogni singola pianta che abbiamo incluso in questo studio, ci ha permesso di riuscire a predire con grande precisione, in base a come sono fatti circa 2.000 geni di ogni singola pianta, lo status di deperimento. Grazie a questi marcatori molecolari riusciamo a predire sostanzialmente che una pianta incorra in deperimento con un'accuratezza del 70%. Questo risultato delle applicazioni potenzialmente enormi, perché si potrebbe permettere, dobbiamo fare tantissime altre verifiche sperimentali perché è veramente una predittività molto molto elevata, ma ci permetterebbe di selezionare in modo molto accurato le piante da cui raccogliere i semi per interventi di forestazione con questa specie. Ma questa analisi del maladattamento lo si può fare anche a scala di intero areale. Questi sono i primi due lavori che sono usciti su Tasso e Pino Marittimo dal progetto Forginius, e in queste mappe vedete le popolazioni che sono state caratterizzate con gli strumenti sviluppati da Forginius, con alcuni degli strumenti sviluppati da Forginius sia conoscitivi che genomici, e vedete i pallini rossi a destra e a sinistra ci rappresentano le popolazioni che saranno più maladattate al clima che ci sarà tra una cinquantina d'anni. Si sfrutta il legame tra genetica e clima attuale, lo si proietta nel futuro e si va a vedere quali popolazioni, se mantenessero la genetica che hanno adesso, lavoreranno molto male nel clima del futuro. I pallini rossi ci fanno vedere proprio queste popolazioni. Credo sia, come tutto vedere, ha i suoi limiti,
ha la necessità di essere testata più volte, però avere strumenti predittivi di questo tipo ci può permettere banalmente di capire da quali popolazioni non raccogliere il seme e quali aree geografiche molto probabilmente avranno bisogno di essere arricchite con una migrazione da popolazioni che invece saranno più resistenti ai cambiamenti climatici. Abbiamo appena terminato un progetto europeo che abbiamo coordinato, era una borsa Marie Curie, in cui abbiamo utilizzato questi approcci su oltre 100 popolazioni di pini mediterranei che vedete in questa slide, pino d'Aleppo in verde, pino marittimo in rosso, no, pino domestico in rosso e pino marittimo in giallo. E l'obiettivo di questo progetto, che svilupperemo nei prossimi anni, sono appena arrivati i dati, l'obiettivo finale sarebbe quello di produrre uno strumento liberamente accessibile che possa aiutare chi vuol fare un intervento di forestazione. In questo schema che abbiamo prodotto in base ai primi dati, ad esempio, ci siamo chiesti quale sarebbe la composizione ideale di un bosco, di un nuovo bosco di pino marittimo da sviluppare nell'area del Parco di San Rossore, dove il depredamento marittimo è quasi totale, e si può interrogare ad esempio qual è il mix di provenienze ideali per piantare del materiale con tanta diversità genetica e che abbia la diversità genetica giusta per affrontare il clima che ci sarà in quest'area geografica in futuro, e ottenendo una serie di quote di semi da ottenere dalle varie provenienze geneticamente diversi che esistono sul territorio nazionale. Cosa serve per produrre tutti questi risultati e per utilizzare questi approcci? Servono strumenti genomici e poi dati e anche la capacità di analizzarli e di interpretarli correttamente. E il progetto Forginius aveva nel Work Package 4 aveva proprio questa finalità, e il primo prodotto che spero uscirà presto, abbiamo caricato come preprint in questo archivio online, è proprio la produzione di strumenti per caratterizzare geneticamente le 23 specie su cui era incentrato Forginius, che da ora molte non avevano strumenti genomici per fare quello che vi ho appena fatto vedere, e adesso saranno liberamente disponibili per tutti. Li stiamo applicando a scala nazionale, quindi avremo tanti dati su decine di migliaia di geni per la Farnia. Queste sono le popolazioni che stiamo caratterizzando grazie a una serie di accordi regionali con questi enti e le regioni ovviamente che hanno fornito il finanziamento, e che stiamo completando con dati dal Sud Italia grazie all'intervento del Centro Nazionale Biodiversità. Per l'abete bianco, faggio, e la quercia le sughere, e in un intervento molto interessante perché è stato finanziato da Fondazione Alberitalia, il primo studio genetico che viene supportato da Fondazione Alberitalia, e che ha visto che in Italia è ancora abbastanza strano la collaborazione di tanti enti di ricerca per produrre un dataset nazionale di questa specie. Io con questo vi ringrazio, lascio la parola a Roberto che introdurrà l'intervento di Camilla, che invece è incentrato su lavori genetici fatti a scala regionale in Veneto. Sì. Ok. Allora, adesso lasciamo subito parlare Camilla Avanzi, che dice delle cose interessanti quanto quelle che avete appena sentito, soltanto per premettere che le risorse finanziarie che sono state impiegate per fare gli studi, a parte gli studi, l'ha già detto anche Andrea, sono veicolate dalla strategia forestale nazionale da parte della Regione Veneto, unità organizzativa Foreste e Silvicoltura, la quale è anche responsabile delle misure di cui parleremo più tardi. Noi
con Regione Veneto abbiamo quindi una convenzione a nostra volta, perché siamo noi poi diciamo, che hanno messo le mani direttamente sull'argomento, ma facendo diciamo, un passaggio di convenzione, abbiamo fatto una convenzione col CNR. La prima risale a inizio 2023 e abbiamo lavorato con loro hanno lavorato con noi diciamo, sulla Farnia, sulla caratterizzazione di una decina direi di popolamenti di Farnia, 10, proprio 10, e hanno prodotto dei risultati interessanti che adesso Camilla esporrà. Hanno anche dato una relazione che comprendeva alcune informazioni interessanti nell'ottica proprio della migrazione su alcune specie montane, alpine, di conifere, larice, abete rosso, abete bianco, ma anche sul faggio. Dico subito, in modo che dopo non c'è da perderci ulteriore tempo per dirlo, che Regione Veneto sta in questo momento per erogare diciamo, un ulteriore finanziamento, grazie al quale con Veneto Agricoltura e con loro faremo qualcos'altro, direi caratterizzazione genomica di ulteriori specie di boschi di pianura di questa regione, sequenziamento del tiglio, poi voi dite bene cosa farete, perché lo sapete dire ovviamente bene, ma ci saranno altre specie, diciamo, tra virgolette minori, come l'acero campestre e il carpino bianco, interessate da questo lavoro. Camilla, a te la parola. Allora, buongiorno a tutti, io sono Camilla Avanzi, appunto lavoro al CNR, sono una genetista forestale, non so se mi sentite, mi sento un po' ingessata, devo stare vicino, va bene, non si sente, ma più che altro si sentono online, cioè, sentono, va bene, vai. Allora, appunto, come ha detto Roberto, siamo stati incaricati da Veneto Agricoltura e da Regione Veneto. Il primo incarico che abbiamo ricevuto è stato quello di caratterizzare le risorse genetiche della rete dei boschi da seme di Farnia della Regione per acquisire i dati che mancavano e diciamo, l'obiettivo generale era quello di ottimizzare le strategie di produzione dei materiali di moltiplicazione della specie. Nello specifico, gli obiettivi specifici che ci siamo dati sono stati 3. Un primo riguardava quello di caratterizzare le risorse genetiche dei boschi naturali e di metterle in relazione alle caratteristiche genetiche dei boschi di Farnia invece del resto della penisola e evidenziare se fossero presenti delle sottostrutture nella diversità a scala regionale. Poi la seconda cosa di cui ci siamo occupati è stato lo studio della diversità genetica di alcuni impianti artificiali di Farnia per valutare se effettivamente fossero rappresentativi della diversità genetica presente nei boschi da cui erano stati generati, e il terzo obiettivo è stato quello di cercare di tradurre i nostri risultati più scientifici in indicazioni sulle provenienze da prioritizzare per la raccolta del seme o indicazioni sul numero di piante madri da cui effettuare la raccolta del seme, in maniera appunto da non introdurre distorsioni della diversità genetica dei boschi di origine. Abbiamo fatto questo lavoro appunto in 11 boschi da seme, che sono quelli che vedete nella mappa in rosso, e poi invece in 4 nuclei artificiali, di cui uno in particolare. No? Aspetta. Ok, il secondo tasto. Ah, questo. Ok, perfetto. Questo bosco qua questo impianto in particolare, la cascina bertesina, ve lo segnalo solo perché poi Roberto ne parlerà, quindi è uno degli impianti che abbiamo, è un impianto dove erano state piantate 2 provenienze in particolare, quella di Altavilla e quella di Moriago. Insomma ve lo presegnalo perché poi vi racconterò dei risultati specifici di questo bosco e poi anche Roberto vi racconterà poi di alcune questioni adesso io non ho ben chiaro, però insomma che riguardano anche Forginius e test che verranno fatti in questo bosco in particolare.
tutti questi boschi sono stati caratterizzati con lo stesso, cioè il vantaggio è stato quello di caratterizzarli con lo stesso set di marcatori genetici che avevamo utilizzato nello studio che vi ha mostrato prima Andrea, che abbiamo pubblicato a inizio 2025 su Diversity and Distributions, e utilizzando, in questo studio all'epoca avevamo caratterizzato solo 2 boschi veneti, quello di Moriago e il bosco di Cavalier, e utilizzare lo stesso set di marcatori, che erano marcatori semplici, marcatori microsatelliti, quindi solo 16 punti del DNA, localizzati in punti, cioè in porzioni di DNA che non hanno alcun significato funzionale, quindi che sono semplicemente marcatori molto adatti a ricostruire la storia delle specie, a cercare di capire l'origine delle piante, quindi marcatori che ci raccontano proprio la storia, quindi dimenticate la dimensione funzionale. Però appunto utilizzare lo stesso set di marcatori ci ha permesso di sfruttare informazioni già esistenti e di mettere le relazioni e di cercare di capire se la struttura che all'epoca osservavamo in Italia, di cui vi parlava già Andrea, quindi un cluster meridionale residuale a Bosco Pantano, appunto molto diverso da tutto il resto delle popolazioni dell'areale, un gruppo in Italia centrale molto ricco geneticamente e molto eterogeneo, e poi un gruppo invece dell'Italia settentrionale molto omogeneo geneticamente. Quindi quello che ci siamo domandati è se, intensificando il campionamento in Veneto, fossimo in grado di intercettare delle sottostrutture di diversità genetica che invece prima non eravamo in grado di vedere. Quello che abbiamo trovato è che fondamentalmente anche campionando molti più boschi la pianura padana continua a rimanere una zona geografica dove la Farnia è geneticamente molto connessa, quindi geneticamente molto omogenea, quindi decisamente molto simili i boschi del Piemonte e i boschi di veneti e friulani. Se diciamo, cerchiamo di guardare, questa è diciamo, la struttura genetica più probabile, la più solida, però possiamo andare a cercare diciamo, strutturazioni più sottili, e in questo caso nel lavoro pubblicato quello che osservavamo appunto era che queste sottostrutture più sottili le osservavamo in centro Italia, quindi vedete che c'è un mosaico di colori diversi, quindi piccoli gruppi genetici molto locali, e facendo appunto la stessa analisi con anche le popolazioni venete comprese nel dataset, quello che vediamo è che fondamentalmente ci sono effettivamente alcuni nuclei veneti che hanno delle caratteristiche un po' peculiari, in particolare questo che vedete, questa tortina con questa percentuale elevata di giallo, è il bosco Nordio, che è un bosco molto particolare perché è un bosco dove c'è anche roverella e dove ci sono ibridi Farnia per roverella, e vedete che c'è questa sorta di componente gialla che è appunto una sorta di componente adriatica, che peraltro poi è interessante perché quando avevamo il dataset diciamo, originale questa componente adriatica non si vedeva, invece l'inclusione di nuclei veneti ci ha permesso di evidenziare per esempio questa caratteristica genetica. Poi altri nuclei un po' particolari con delle storie peculiari in cui insomma, non entro poi nei dettagli perché sono molto specifici, però fondamentalmente in un contesto di grande omogeneità, comunque guardando molto in dettaglio ci sono alcuni popolamenti con delle caratteristiche peculiari. L'altra domanda a cui abbiamo cercato di rispondere con i nostri dati è se effettivamente i boschi da seme in Veneto fossero geneticamente ricchi allo stesso modo rispetto a quelli del resto dei nuclei della specie, ed effettivamente vedete le barre dell'istogramma sono dei nuclei veneti sono in grigio e vedete che sono assolutamente confrontabili i valori con quelle per esempio del resto, perlomeno del resto dei nuclei settentrionali in azzurro chiaro, anzi addirittura in realtà ci sono un paio di nuclei, quello del Bosco del Montecio e appunto di Bosco Nordio, che hanno addirittura dei valori un po' superiori a quelli della media, ovviamente scostamenti comunque minimi, però appunto abbiamo osservato che sia in termini di numero medio di varianti genetiche che in termini di numero medio di varianti genetiche proprio presenti solo in quel bosco effettivamente c'erano dei valori più elevati. Ci siamo domandati
se questi valori non fossero dovuti al fatto che in campo avessimo campionato per sbaglio delle rovere invece che delle farnie, le due specie non sempre sono distinguibili, oppure se avessimo campionato degli individui ibridi. Anche in questo caso abbiamo potuto cercare di rispondere a questa domanda grazie sempre al solito lavoro, diciamo, di cui vi ho già parlato, dove avevamo dei dati genetici per 46 roveri, 26 roverelle e 8 farnetti, un po' distribuiti da tutta Italia. Quindi abbiamo fatto un'analisi per vedere se per caso avessimo in campo avessimo mal classificato degli individui. Effettivamente nessun individuo è stato mal classificato, quindi abbiamo lavorato bene, nel frattempo avevamo imparato a distinguere bene le specie, però effettivamente un 4% di farnie sono risultate avere caratteristiche ibride e la distribuzione di questi ibridi non è, diciamo, omogenea nei boschi, ma è concentrata solo in alcuni di questi. Due sono proprio il bosco del Montecio e il bosco Nordio, che avevano i valori elevati di diversità che vi mostravo prima. Addirittura a Bosco Nordio la percentuale di individui ibridi è molto alta, quasi del 40%, mentre negli altri due, Montecio e Moriago, una percentuale intorno al 10%. Ci siamo poi chiesti se la presenza di ibridi nei boschi da seme ha delle conseguenze in termini anche di produzione di seme ibrido, quindi siamo andati a cercare ibridi negli impianti artificiali. Due di questi impianti che abbiamo studiato sono effettivamente prodotti con provenienze che vengono da Moriago, che è un bosco da seme nel quale gli ibridi li abbiamo trovati, ed effettivamente dove la provenienza di Moriago è utilizzata, gli ibridi sono presenti anche se in percentuali piccole, insomma al massimo del 4%. Questo ovviamente può essere visto da tanti punti di vista, può essere visto come un problema se vogliamo produrre seme puro, della specie in purezza, però in realtà insomma, la letteratura scientifica al momento è comunque molto orientata nel vedere l'ibridazione, l'introgressione della specie della farnia come una possibile risorsa che la specie ha per affrontare i cambiamenti ambientali, quindi in realtà quello che potrebbe essere interessante fare, ed è uno degli aspetti con cui con Veneto Agricoltura si vorrebbe continuare ad approfondire lo studio, è quello di organizzare raccolte di semi che possono rispondere a bisogni diversi, a scopi diversi, quindi da una parte mantenere appunto la purezza della specie, ma magari anche testare le performance degli ibridi. Questa è solamente per farvi vedere tutti gli individui che abbiamo raccolto, li abbiamo tutti taggati e georeferenziati, quindi sono tutti ritrovabili e quindi si possono identificare individui, per esempio ibridi di prima generazione, come questo individuo qui, il 1620, lo vedete, è perfettamente ha una proporzione di appartenenza alle due specie esattamente farnia e roverella esattamente uguale, oppure ci sono anche ibridi di seconda generazione, quindi insomma questa è un'informazione preliminare che può essere utilizzata per ulteriori approfondimenti. 5 minuti, ok. L'altra cosa che abbiamo... la diversità genetica, che abbiamo detto, visto non essere impoverita nei boschi da seme, non è impoverita neppure nei 4 impianti artificiali, li vedete con queste barre grigio scure, e vedete che il livello di diversità è esattamente lo stesso di quello dei boschi naturali, quindi sicuramente non è stato introdotto, cioè le operazioni vivaistiche non hanno introdotto una distorsione nella diversità media di questi boschi. Un'altra analisi che abbiamo fatto è una tecnica di analisi multivariata sulle distanze genetiche tra gli individui, e quello che, senza entrare troppo nei dettagli, quello che vedete è che la nuvola dei punti degli individui naturali, che sono in grigio scuro, si sovrappone piuttosto bene alla nuvola dei punti degli individui piantati, quindi se ancora una volta sembra non sembra essere stata introdotta una distorsione nelle caratteristiche genetiche dei boschi da seme da cui sono stati prodotti piantati. Poi abbiamo cercato di tradurre, e cerco di essere rapida, abbiamo cercato di tradurre tutte queste conoscenze in delle indicazioni pratiche. Una di queste è stato provare a dare un'indicazione di come organizzare la prioritizzazione dei boschi naturali per la raccolta del seme. Abbiamo fatto questa analisi, fondamentalmente questo
approccio, questo algoritmo assemblava pool di individui da più boschi da seme allo scopo di massimizzare la conservazione della diversità genetica per un numero crescente di individui. Quindi ci forniva un proxy del numero di piante madri da cui fare la raccolta, che avessimo a disposizione poche risorse, quindi immaginando di dover raccogliere da soli 5 individui, oppure avendo a disposizione moltissime risorse, quindi potendo raccogliere da ipoteticamente 10.000 individui. E quello che osserviamo è che quando le risorse a disposizione sono molte, la diversità genetica si massimizza campionando in quantità simile tutti i boschi da seme, che significa significa in pratica che dovremmo andare in tutti quanti i boschi da seme e campionare in tutti, oppure in alternativa che tutto sommato, essendo molto simili geneticamente, tutti i boschi che abbiamo studiato molto omogenei geneticamente, che possiamo andare a raccogliere magari anche solo da uno di questi, però ovviamente moltissimi individui. Se però le risorse sono più limitate, quindi abbiamo a disposizione poche piante da cui raccogliere, allora ecco che i contributi di ciascun bosco si diminuiscono molto. Questo è il caso, per esempio, se abbiamo a disposizione solo 5 individui, il 100% della diversità lo otteniamo campionando fondamentalmente in 2 soli boschi, Bosco Nordio e Bosco del Montecio. Poi, vabbè, questa analisi l'abbiamo rifatta togliendo gli individui ibridi per vedere se i risultati fossero, diciamo, dovuti alla presenza di questi ibridi. Effettivamente un po' è così, nel senso soprattutto per pool più piccoli il contributo per esempio del Bosco del Montecio, che qua era significativo, qui scompare, rimane invece molto importante il contributo di Bosco Nordio. Comunque il messaggio in questo caso è che se le risorse sono limitate, lo sforzo di campionamento è da aumentare molto per ottenere elevate percentuali di diversità genetica in alcuni singoli boschi. L'ultima cosa a cui abbiamo cercato di rispondere è cercato di capire se effettivamente questi impianti fossero stati fatti campionando da quante piante madri fossero stati raccolti i semi che sono stati poi usati per questi impianti. Abbiamo usato un approccio di simulazione, abbiamo simulato degli scenari limite, quindi abbiamo immaginato di simulare 200 semi raccolti tutti da una pianta madre oppure 200 semi raccolti da 30 piante madri diverse con tutte le combinazioni intermedie. Ogni volta ci siamo calcolati la diversità genetica di questi semenzali, poi però ci siamo detti ma non è che magari scegliendo la scelta delle piante madri può avere un impatto, quindi abbiamo ripetuto la simulazione 100 volte e fondamentalmente abbiamo ottenuto una distribuzione di valori di diversità genetica per ciascun numero di piante madri. Quello che vedete, questi sono i risultati appunto per la cascina bertesina, che è che è un impianto multiprovenienza appunto in provincia di Vicenza, e quello che vedete è che la diversità genetica tende ad andare a plateau, quindi a un certo punto raccogliere da 20, 25, 30, 50 piante madri non ha più un impatto così forte sulla diversità genetica conservata, però invece raccogliere semi da 10 o meno piante madri impoverisce notevolmente i livelli di diversità genetica dei semi rispetto a quelli dell'origine. E poi abbiamo sovrapposto i valori osservati, la riga continua, blu scuro, è il valore di diversità genetica che abbiamo misurato effettivamente alla cascina bertesina e vedete che fondamentalmente ci dice che il seme è stato raccolto almeno da 20 piante madri, quindi insomma è stato fatto un buon lavoro, e la linea tratteggiata è invece la diversità genetica che si osserverebbe se mettessimo insieme le 2 provenienze Altavilla e Moriago, e in quel caso probabilmente se avessero raccolto da 30 piante madri avrebbero proprio intercettato tutta la diversità genetica dei 2 boschi di origine. Con questa cosa direi che la saltiamo. E quindi concludendo, come si struttura la diversità genetica dei boschi da seme veneti, sicuramente c'è una scarsa differenziazione, le popolazioni sono geneticamente connesse, o perlomeno lo sono le popolazioni che si sono create 50, 60, 70 anni fa. Adesso la Farnia poi ha tutto un problema di rinnovazione, quindi vabbè, questo è tutta un'altra questione, con alcune peculiarità di alcuni boschi un po' particolari, per esempio in particolare il Bosco Nordio. I boschi veneti di Farnia non sono geneticamente impoveriti,
questa cosa dell'NE la saltiamo, e gli impianti artificiali sono rappresentativi delle caratteristiche genetiche dei boschi da seme, e quindi questo, diciamo, testimonia l'efficacia di tutte le operazioni che lungo la filiera vivaistica sono state effettuate, che non hanno impoverito la diversità genetica, e abbiamo delle indicazioni pratiche su quali sono i popolamenti da prioritizzare per la raccolta del seme. In particolare sappiamo che se la raccolta potesse avvenire da moltissime piante, la scelta delle provenienze sarebbe marginalmente significativa perché sono tutte molto simili tra di loro, ma se invece la raccolta, diciamo, ha delle limitazioni, allora ci sono alcune provenienze dove bisogna intensificare lo sforzo di campionamento. Poi tutti i risultati che vi ho mostrato appunto non hanno nessun significato, diciamo, da un punto di vista funzionale, perché la diversità che abbiamo studiato, la diversità genetica, è una diversità proprio neutrale che ci racconta solo la storia. Il passaggio successivo, che sarà poi oggetto anche dei prossimi lavori con Veneto Agricoltura, sarà quello di utilizzare invece una diversità genetica adattativa, utilizzando uno degli strumenti genomici che sono stati proprio prodotti in Forginius, che è questo set di marcatori che ci permetteranno di andare invece a vedere che succede nei geni, e ovviamente sempre sfruttando, grazie appunto agli sforzi congiunti di progetti e fondi messi a sistema, un dataset più ampio che ci permette poi di fare dei ragionamenti sempre più a scala, diciamo, nazionale e meno regionale. E con questo direi che, insomma, a nome sia mio che di Andrea, ringraziamo tutte le persone che sono coinvolte in tutte queste progettualità di cui soprattutto vi ha raccontato Andrea prima, Forginius ovviamente, ma poi insomma le collaborazioni sono ampie e noi siamo sempre troppo pochi per fare tutta questa cosa, però grazie. Grazie a Camilla Avanzi. Non perdo altro tempo, mi scuso per averle in qualche modo tagliato un po' l'intervento. Ovviamente le presentazioni saranno tutte disponibili online, non è la stessa cosa di sentirle descritte, ma perlomeno la documentazione è disponibile. La parola a Roberto Fiorentin, che chiude invece presentando il caso studio italiano, in particolare proprio Veneto, dove Veneto Agricoltura, in questo caso Agenzia della Regione Veneto, in sinergia con la Regione, ha provato a portare a terra per la prima volta alcuni dei risultati e anche delle aspettative sulla rete dei materiali di base, quindi anche dei boschi da seme presenti in Regione. Vai, Roberto. Grazie. Allora, il mio intervento è gemello del successivo, è fatto da un collega spagnolo. All'interno di questo progetto noi avevamo i ruoli che Jacopo ha prima efficacemente riassunto, ma in buona sostanza uno di questi, diciamo, di questi output è riuscire a dar valore alle risorse genetiche forestali all'interno degli strumenti di finanziamento, all'interno di quello che le regioni, le realtà locali deputate possono fare. Quindi nella fattispecie abbiamo questo caso che è del CSR, il complemento di sviluppo rurale, è uno strumento di finanziamento evidentemente a disposizione. Sicuramente se qualcuno adesso mi chiedesse avete fatto tutte queste cose meravigliose che la ricerca ha appena descritto utilizzando il CSR, beh, non tutto, qualcosa di efficace, la risposta sarebbe sì, ma con un ma dovuto ai limiti che lo strumento CSR di per sé ha, a quello che ci si può scrivere e a quello che non ci si può scrivere, cioè molto probabilmente i limiti sono legati anche a una cosa che poi Andrea ha premesso, cioè il ritardo in cui siamo in Italia, mi pare importante, con le ricerche nel campo genetico, non solo in quelle, prima riflettevo come se ci fosse un ipotetico elenco di pubblicazioni di lavori a disposizione qui, io mi sto occupando anche di praterie, ecco, i tedeschi, i cechi lavorano tantissimo anche sul tema delle praterie e quindi anche lì saremo un po' in fondo e quindi anche lì si sta partendo con delle cose, anche lì chi poi deve utilizzare questi strumenti per metterli in pratica, per metterli a terra,
sconta il fatto che queste conoscenze le stiamo sviluppando adesso, in questi anni, in questi giorni, l'anno scorso, eccetera. Dai, facciamo presto perché altrimenti non lasciamo spazio al collega Spagnolo. In buona sostanza, che percorso abbiamo fatto? Abbiamo identificato una specie target, guarda caso la solita farnia. Ora qualcuno dice che sono farnia centrico, abbiamo visto che in realtà una realtà come quella della pianura padana è quella che auspicabilmente richiederà piante e alberi nei prossimi anni, e l'albero della pianura padana, come di molte pianure dell'Europa centrale e non solo, è anche la farnia, è la più considerata più importante, anche perché è adeguatamente studiata sotto il profilo genetico, e l'abbiamo appena visto, perché poi andare a cercare un caso studio specifico. Beh, la cascina bertesina, corte bertesina, è un agriturismo, adesso lo vedremo, cercare un popolamento artificiale. Ci sono in Veneto circa 60 ettari in tutto, ricordiamo che la pianura veneta è 1.200.000 ettari, di boschi con farnia in senso stretto, boschi planiziali in senso stretto. Cosa vuol dire? Che stanno nell'argilla, pianura meridionale, bassa pianura. In questa parte d'Italia la bassa pianura coincide con la parte che sta a sud delle risorgive, e sempre in questa parte d'Italia i fitosociologi chiamano questi boschi asparago tenuifoli quercetum roboris, che sono diversi da quelli pedecolinari, quelli di valle, eccetera. 60 ettari. Su un Veneto che ha a disposizione un altro circa 500 ettari di boschi con farnia, che stanno invece in posizioni pedecolinari, pedemontane, e non so quanti ettari dentro al bosco nordio stiano con farnia, 5, 10, 20, non lo so, il bosco è 200 ettari mi sembra in tutto. Il bosco nordio è una paleoduna, quindi è una leceta sostanzialmente, la farnia sta in quelli che erano un tempo bassure umide tra una duna e l'altra. E però è una risorsa interessante, l'avete visto prima. Detto questo, quest'anno, per dare un anno, il bosco nordio non ha prodotto neanche una ghianda. I boschi asparago tenuifoli, eccetera, eccetera, a sud delle linee risorgive sono in crisi di deperimento, non stanno facendo niente bene per quanto riguarda le ghiande, e il deperimento è una cosa che verrà studiata in questa maniera su cui tutti puntiamo da Camilla e da Andrea nei prossimi tempi. A Monte delle Risorgive, nella pedemontana, ci sono le ghiande, perché forse è più fresco, perché stanno meglio, non so perché, però grandina più spesso, per cui la grandinata ha colpito alcuni di questi boschi, assieme le ghiande erano tutte a terra ancora prima. Questo è il clima che ci stiamo, ancora prima di maturare, questo è il clima che ci stiamo affrontando, e per questo serve l'aiuto anche di questi popolamenti artificiali. Ecco il caso studio specifico. Un popolamento però studiato dai genetisti, perché non andassimo a tirare su ghiande che hanno una variabilità genetica, ecco, adesso abbiamo minore di quella che sarebbe necessaria. Abbiamo le conoscenze genetiche di questo posto qui, e una volta verificate queste abbiamo anche, con il consenso della proprietà, perché è una proprietà privata, inserito questo bosco nel libro regionale dei materiali di base. Insomma è un bosco da seme del Veneto da cui raccogliere. Verificata la fattibilità degli interventi, poi vedremo di cosa si tratta, e ovviamente con l'accordo della proprietà. Ora, essendo bosco da seme, questa proprietà ha accesso a questa misura qua di cui parliamo, altrimenti non sarebbe stato possibile. Questa misura è limitata ai boschi da seme iscritti ufficialmente nel registro regionale, questa parte di questa misura. Allora, la misura SRA 31 del CSR non è, guardate che questo qua non è il mio pane. Ora, oggi purtroppo i colleghi regionali non possono essere presenti, sono loro che masticano bene questi argomenti formali, amministrativi e di gestione dei finanziamenti. Io ve la presento così, non avete altro che da leggere quello che c'è scritto. Comunque, in buona sostanza, diciamo, queste misure dipendono dall'unità organizzativa Foreste e Silvicoltura, la dottoressa Silvia Maier, che è anche la persona grazie alla quale abbiamo potuto fare tutti questi lavori, perché ha appunto veicolato e sta continuando a veicolare risorse destinate alla genetica forestale in questa regione. Possono beneficiare privati, qui ci sono i beneficiari vari, ma quello che è interessante è che si possono fare degli interventi di miglioramento del popolamento esistente. Cosa vuol dire miglioramento? Vuol dire fare degli interventi, chiamiamoli di tipo selvicolturale, che diversamente da altri interventi di tipo selvicolturale sono mirati non già alla produzione di legname piuttosto che ad altri obiettivi, ma a migliorare le performance, le chiamiamo così, riproduttive, fa un po' sorridere, della specie o delle specie target. Quindi migliorare, che ne so, la produzione di seme e il viaggio del polline.
Le operazioni devono essere ovviamente svolte, possono essere svolte solo se siamo dentro un libro regionale, abbiamo appena detto, e sono previste anche, questo è interessante, le spese per la realizzazione di nuovi impianti. Questa è una cosa interessante e anche un po' il limite di cui vi parlavo. Ora noi qui possiamo mettere giù a terra, intendo, delle piantine di farnia. Okay? Lo faremo nel caso specifico di questo intervento pilota, a cui tra un po' arriviamo, utilizzando le conoscenze genetiche ora disponibili, che sono quelle di cui hanno parlato prima Camilla e Andrea. Nel frattempo io ho messo da parte le farnie del Bosco Nordio già presenti in vivaio, erano già vendute tutte stamattina, non sto scherzando, stamattina con l'impiegata addetta alle vendite ho verificato che quelle farnie del Bosco Nordio non erano le uniche che avevamo e quindi ad altri clienti ne ho destinate delle altre, abbiamo fatto una sostituzione etnica, diciamo, ma a buon fine, nel senso che quest'anno ghiande di farnia giù al Bosco Nordio non ce n'erano, quindi se io a questa signora qui volevo dare questo interessante contributo genetico per il futuro, no? Non c'erano i tempi per farlo e per questo abbiamo sottratto qualche decina di piante del Bosco Nordio ricordando gli insegnamenti dei nostri amici genetisti. Cosa vuol dire però il limite? Vuol dire che in questa misura qui non c'è scritto nulla di specifico su cosa va piantato e non c'è scritto quello che Camilla e Andrea hanno detto finora, c'è scritto quello che si può fare, quello che si può scrivere. Questo significa, è del limite, che se il caso pilota è il caso pilota, nel senso che lo stiamo pilotando, ma questa misura è aperta al territorio e ad altri beneficiari, per cui se un altro beneficiario decidesse di piantare farnier i cui semi sono stati raccolti da 2 piante alle sorgenti del Sile, quelle strane, no, Mari, non c'è mica scritto che non si può. Ecco, e questo è un limite, e quindi io non posso far finta che il limite non ci sia nel momento in cui abbiamo ascoltato per un'ora un discorso scientifico di persone che stanno facendo questo tipo di ricerche. Questo intendo dire, e quindi siamo consapevoli di questi limiti. Detto questo, ci sono anche interventi, appunto, ripeto, di altro tipo, ma andiamo a vedere il posto prima che vi annoiate troppo con la misura. Questo è anche interessante, un po' l'aspetto che ha dall'alto questo intervento qui. Vedete che questo qui, secondo me, rispetto a tanti altri boschi di cui se avessimo qui le foto potremmo fare un confronto, risponde meglio alle esigenze della farnia. La farnia non sta bene né all'ombra né nel folto né nel fitto. Qui ci sono un sacco di margini, un sacco di spazi aperti che interrompono la continuità del bosco. Non sta bene nel senso è eliofila e non sta bene soprattutto a livello di moltiplicarsi a livello di rinnovazione, diciamo. La proprietà, appunto, è un'azienda agricola biologica, circa 8 ettari, impianto anno 2001, sta facendo le ghiande, ovviamente da un po' in realtà, e quindi quando faranno ghiande le nuove piantine che piantiamo, io in piena forma andrò in prima persona a raccoglierle, ovviamente, tra una ventina d'anni circa. Questa signorina che vedete fotografata vicino a una farnia è presente qui in sala, ha fatto una tesi, si chiama Sara Bedin, è la prima persona che ha raccolto dei dati, eccola là. Quando ho mostrato questa foto qui a un gruppo di svedesi e finlandesi in visita al vivaio, sono rimasti colpiti dal fatto che un albero piantato solo 24 anni fa fosse, loro che sono abituati ad altri tempi, così grossi, già così grosso, insomma, è un buon segno. Tesi di laurea di Sara Bedin, che tra l'altro, di aurea, ho scritto qui, vabbè, è scappata la L, che tra l'altro risale a venerdì, giusto la sua laurea, per cui eccola qui, facciamo i complimenti, ha raccolto dei dati, l'amico e collega Fabio Bidesi a suo tempo aveva fatto un libro professionista, a suo tempo adesso lavora come dipendente della regione Friuli Venezia Giulia, aveva fatto gli schemi di progetto, aveva scelto le specie, vedete che 1200 farnie erano state previste. Sara ha fatto una tesi su alcune aree di saggio dove comunque la farnia è il 35% degli alberi rilevati, quindi ha fornito un bel po' di conoscenze a chi adesso diciamo una professionista che sta seguendo la domanda di finanziamento per redigere il piano di diradamento. Gli interventi previsti, appunto, li ho già detti. La cosa interessante è che questa misura consente in qualche modo un aumento di alberi, diciamo, che ho messo di superfici boscate. In realtà, a conti fatti,
questa azienda ha dei benefici su alcune superfici, per cui non potrà sovrapporre ovviamente più misure sulla stessa superficie, ma in realtà potrà aumentare la quantità di alberi con piantagioni mirate di farni e dei numeri delle provenienze corrette all'interno della superficie aziendale, con modalità che poi verranno definite nel disegno. Tra parentesi, perché dico tutte queste cose in maniera molto generica e fumosa, perché in realtà non è ancora chiusa la misura, la stanno ancora presentando, quindi noi abbiamo fatto questa cosa di Forsinius nei tempi previsti dal progetto, ma in realtà la misura, o meglio il bando, scusate, quindi la scadenza per la presentazione della domanda di aiuto scade il 10 novembre, quindi ci stanno lavorando, ci sono stati degli scambi di informazioni di mail tra noi e la persona che sta seguendo questo lavoro proprio in questi giorni, in queste ultime ore, e quindi è ancora, non sappiamo ovviamente se ci saranno altre, auspichiamo di sì, altre domande oltre a questa. Questa la intendiamo come caso pilota proprio per il fatto che magari, se questa volta non è stato possibile entrare in dettagli specifici all'interno del testo della misura, magari attuandola in questo modo, in questa occasione, potranno esserci in futuro altri strumenti, altre occasioni per poter invece scrivere qualcosa di più vincolante, di più significativo anche per altri. Io ho concluso, credo nei tempi, e adesso la parola a Felipe. Se ci sono domande le lasciamo, poi c'è uno spazio previsto alla fine, quindi passiamo subito al prossimo intervento. Grazie. Do una comunicazione. Il relatore dalla Spagna parlerà in inglese. Se volete l'interpretariato, desidera le cuffie e ve le distribuito per vedere con la traduzione in verso di Grazie. Posso distribuire io? Just a moment, please, for the headphone and the translation. Sorry for the little delay. Good morning, everyone. For those who don't know me, my name is Felipe Perez, and I work in the Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge, and then in the Department of Forestry. I mean, it means Director General of Biodiversity, Forest and Desertification, and I'm responsible for forest genetic resources issues. First of all, I want to thank the organization for inviting me to this workshop. I think it is interesting to know the experiences in other countries. In my case, I was asked to prepare the experience in Spain managing funds in order to carry out activities related to forest genetic resources. And I think especially regarding European Agriculture Fund of Rural Development. Can you see my presentation? Is yes, no? It's, okay. I have structured my presentation in the following parts. First of all, I am going to explain the unit where I work, the area of forest genetic resources. Secondly, I want to explain about our experience in managing the rural development funds regarding forest genetic resources as a measure. Afterwards, I will explain the types of activities that we have co-financed with these funds, including some examples and case study cases. After this, I am going to speak a little bit about our experience with other funds in Spain that were used for funding for genetic resources activities. And finally, I'm going to comment some conclusions. The forest genetic resources area to which I belong is under the Directorate General of Biodiversity, Forest and Desertification from the Ministry. First, we have 4 national centers for forest genetic resources where national level breeding and genetic conservation programs are developed.
These centers have various facilities such as laboratories, nurseries, seed conservation chambers, trial plots, seed orchards. And they are not, this is important that we are not researchers. In our center, there are no centers of research, but we have the support and advice of researchers and in research centers and universities in our activities of breeding and genetic conservation. We also are the largest producer of forage seeds in Spain, and we supply seeds to both public and private nurseries. We coordinate forage genetic resources at the national level, and there has been a national strategy of conservation and sustainable use of forage genetic resources since the year 2006, along with the river plans for breeding and conservation. The plans were approved last year. And we have a national committee for coordination, and we have a meeting at least one year. This committee is represented by the central government and the 17 autonomous regions, as we are a federal state with regions, as we are as you are in Italy. We also have international representation in FAO, Intergovernmental Technical Working Group on forage genetic resources, and we are also serve as a national focal point of this organization, and in the same with EU4Gen, that we are. I am myself the national coordinator for Spain in EU4Gen. No, I talk about our experience managing the European Agricultural Fund and Rural Development regarding forage genetic resources. We got involved during the negotiation of the 2014-2020 period, and at that time our forestry department had been moved due to political decision to an agricultural ministry in the Directorate General of Rural Development, and we were asked to include our activities of forage genetic resources in order to co-financing them into the system. As you probably know, there was a regulation in place from the year 2013, and in this regulation there was an article addressed forest environment, climate services, and forest conservation. This was developed into 2 regulations, implementing and delegated, which established 8 aids for genetic resources, specifically the submeasure 15.2 was on conservation of foreign genetic resources. The Article 59 also stated that co-financing for this activity, including for genetic resources, will be the 75% of the co-financing. We studied the condition and eligible costs of submeasure 15.2, and we found they were all related with our national strategy for genetic resources. Beneficiaries of this submeasure could be other public or private entities, which included as the central government. So we included submeasure 15.2 in our National Rural Development Program in order to co-finance actions with our own funds. And this slide summarizes the key data on what has been executed in Spain with this co-financing. The effective implementation period was really from 2018 until 2025, this year, as we started late implementing due to lack of experience managing these funds.
delays in fund declarations. It was necessary to have one team member dedicated a large portion of their time on this. It has to be taken into account that 2025, this year, is the last year to declare actions from the period 2014 to 2020. The total amount declared that we declared to these funds was approximately is approximately 75% minus indirect costs. We can see the total amount of funds here. The rest that is not the cost covered by this fund and indirect costs is have to be put by the Spanish government budget. And it is important to note that the Rural Development Fund is a return fund. I mean that organization must have the budget upfront, and the EU reimburses to the treasury, to the state treasury. So I mean that our unit doesn't benefit directly. However, the Spanish society as a whole does. This is important because for the organization you have to have the budget upfront. There were different fund types. The national programs itself, next generation funds, and the extra budgetary investment and recovery funds, that is a post-COVID recovery. But anyway, we declared everything as instructed, depending on the moment. We manage a total of 33 expense files. I mean, different studies, projects, and cost declarations. This is a summary of the types of activities that we co-financed with the Rural Development Funds, which were very diverse, as we can see, from breeding programs focus on conservation. For example, the resistant elm programs against touch and elm disease. And another program of example is the genetic conservation and breeding program on Quercus ilex and Quercus subers against dieback or decline. That is a combination of Phytophthora cinnamomi, that is a pathogen, and hybrid estrus, I mean drought. We have also activities related with our Spanish strategy of forest-related resources and the derived plants. We co-finance the elaboration of the and development of these national plans for breeding and genetic conservation that were approved last year. And they have a duration of 10 years, establishing actions in terms of breeding and conservation activities in situ and ex situ. For instance, these kind of actions are related with the expanding of the genetic conservation unit network in Spain, the establishment of the National Forest Gene Bank, improvement of databases, trials, etc. A significant part of a 4-year assignment to the Spanish Forest is to the Spanish Forest Research Center. I mean the EC4 that is inside INEA CSIC institution, as was included for support and advice to our department. Another group of action involved work at our National Forest Genetic Resources Centers, including building improvements, new facilities such as nurseries, labs,
and equipment supply. This also includes works related with other breeding or genetic conservation programs that we carry out in our centers. This is an example of a case study, but maybe I can skip a little bit because we are with a little of a delay. So this is related with the conservation and breeding program of Quercus siles and Quercus suber against dieback, and the main objective is to get forest reproductive material more tolerant to the decline. The combination with Phytophthora, this is the pathogen, and drought. This is another case study example. In this case, it's about alders. Due to with the spread decline and death of alders, forests or groves caused by the complex Phytophthora alni, a genetic diversity study was conducted across Spain to support future selection of materials and breeding programs. We selected 22 populations of alders along all the country. 18 of them were, the result was that were tetraploid, considered as a new species separate from Alnus glutinosa, named Alnus lusitanica. I mean, tetraploid population are considered Alnus lusitanica, and diploid population Alnus glutinosa. Alnus lusitanica, according to this study, you can see the dark circles or points, is across most in the Iberian Peninsula, except the northeast, I mean Catalonia and Basque Country and Pyrenees, where 3 populations were instead diploid. I mean, they belonged to Alnus glutinosa species, located in the northeast, as I explained. Finally, one of the population was mixed from both species. Intrapopulation genetic diversity was studied too, and seeds were collected for nursery trials, and health status data were gathered to detect disease hotspots. Another example of activities co-financed with rural development funds were dissemination activities. This is we could co-finance the creation of these materials, such as this brochure and this monograph on forest genetic resources conservation. And I leave the link in case you are interested in. This is the distribution of co-finance amounts by activity type shown in the following chart. The ELM and all programs accounted for nearly half of the budget. Work at our centers also represent a significant portion. Collaboration with the Forest Research Center, EC4, accounted around 10% of the budget. Only regarding the new period of rural development funds, 2021-2027 period, we are no longer participating anymore. We are now under a different ministry. Instead of ecological transition instead of agriculture, and due to political and organizational reasons, it was decided decided not to continue in this period co-financing for genetic resources activities. We lack sufficient human resources.
Forest operation funds were expected to be much lower than in the previous period, so this was the main causes to this decision. I wanted to explain a little bit about other funds of financing our activities of forest genetic resources in Spain, and this include firstly our area own funds from the national budget for the budget of from the state. This is about around, depending on the year, but 20.2 million annually, including part of the rural development co-financial return that I explained for the previous years until this year. We have also additional recovery and resilience funds, EURI, that now we are used for improvements at our forest genetic resources centers. I mean, improving buildings, installations, and different works. But it is outside from the rural development funds, and the problem now is that the delay is to finalize all the works is July of 2026. So this is a very tight term in order to end different works that we are carrying out now. We have also annual allocation from the national budget to the Forest Research Center for various forestry topics, including genetic resources. And this collaboration was co-financed by Rural Development until the year 2021, but after that is out of rural development funds, and now the way of financing is a direct allocation. And autonomous regions in Spain can fund forest genetic resources activities such as managing conservation units, since the central government lacks territorial management authority. However, I don't have data here about quantities about this budget, but depending on the regions. Finally, this is very important in Spain, the research and innovation project. Both levels, national or European level, such as Horizon Europe or Interreg projects. One clear example is, for example, this project for Genius. I'm going to explain another case study that was funding by other ways different to rural development. This is a multi-source funding. I mean, is the genetic characterization of our genetic conservation units in Spain. Spain has an initial proposal of 327 genetic conservation units for 20 forest species, and 228 have been characterized using Forgenius methodology. Of these, 83 were financed by Forgenius project, but the rest were financed of other ways. 16 by the B-Forest project, and 129 by the Ministry ICIFOR collaboration, Forest Research Center collaboration. The remaining units will be funded in the future through this collaboration probably next year with the Ministry and Research Center collaboration. And these are the conclusions we can draw from my presentation. First of all, that the European Rural Development Funds in the period 2014-2020 has been a good tool in Spain to get funds for conservation and sustainable use of forest genetic resources activities.
These funds require a lot of bureaucracy and controls, and it is necessary to have a person devoted exclusively to it. That is a disadvantage, and the other is that is to revert funds to public treasury, not to directly to the entities that manage the funds. So, and that this is necessary to have the budget in your ordinary funds. There is an area in the ministry with a regular annual budget with centers, that is our area, with facilities which allows for continuity in all forest genetic resources activities at the national level. That is very important in Spain for these activities of forest genetics. Research of forest genetic resources has its own project-dependent funds, and it in very different institutions, except for the annual state allocation to Forest Research Center and ministry collaboration. The allocation of funds in the last years has allowed significant progress in many activities related to the improvement and conservation of forest genetic resources in Spain, but it is still a challenge to get new funds to boost all the action required for the future. And this is all. Thank you very much. Thank you, Felipe. Thank you very much. Abbiamo avuto uno spaccato, direi, parallelo a quello che Roberto ha presentato per l'Italia, per la Regione Veneto in particolare. Devo dire, faccio un'osservazione del tutto personale. Essendomi occupato di vivaistica forestale sostanzialmente quasi fin dall'inizio della mia carriera, devo riconoscere che quello che era una necessità, una sensazione di noi operatori ormai 30 anni fa, si sta rivelando veramente un elemento chiave per lo sviluppo della vivaistica e anche per il futuro dei nostri boschi. E negli ultimi anni, come è stato anche evidenziato prima da Andrea, c'è stato sicuramente un incremento di attenzione e anche di risorse per certi versi per questo tipo di ricerche, però progetti come il Forginius mostrano che alla fine, puntando su la ricerca da una parte e anche mettendo in piedi strumenti operativi che poi sono delle scatole in realtà, perché gli operatori devono anche trovare il modo di utilizzare in maniera più utile e finalizzata possibile le informazioni che via via arrivano. Quindi diciamo che questo è un progetto interessante proprio perché in parallelo mostra quello che è lo sviluppo delle conoscenze su alcune delle specie chiave dei nostri boschi e dall'altra parte mette in campo alcuni strumenti operativi per lavorare poi sul territorio. Certo, qui l'elemento chiave è la continuità. Sono lavori che non dovrebbero finire mai, nel senso che il numero di specie potenzialmente interessanti è molto elevato, il territorio è variegato e la domanda di conoscenza nel campo della genetica forestale è ancora molto alta, quindi tanto lavoro per i genetisti e anche tanto lavoro per i policy maker e i funzionari delle regioni e degli stati per mantenere questi contenitori di strumento sempre aperti e sempre più performanti. Ecco, questo è un po' l'augurio. Adesso, ringraziando tutti i relatori, do ovviamente la parola a chi volesse fare qualche domanda ai relatori stessi, sia in presenza che online via chat. Quindi inviate pure le vostre eventuali domande e lasciamo direi una decina di minuti, un quarto d'ora per i dubbi e le richieste e in qualche modo le delucidazioni che voi voleste chiedere ai relatori. Prego. Ok,
Innanzitutto grazie mille Felipe, colgo l'occasione che sei ancora qua nello schermo con tutti noi per sottolineare come il tuo intervento voleva essere anche proprio una raccolta di quelle che sono le lezioni imparate dalla vostra pluriennale esperienza nel finanziare interventi che vanno a aiutare la gestione e la tutela delle risorse genetiche forestali. Abbiamo visto negli interventi quanto sia importante avere le risorse, ma quanto spesso possa essere difficile riuscire a spenderle. Volevo avere un tuo commento su cosa ha fatto il Ministero spagnolo nel promuovere l'utilizzo di queste risorse, se avete avuto delle criticità nel spendere quello che era stato allocato e magari quanto è, diciamo, la differenza gestionale tra quello che è il fondo che finisce in progettualità di stampo pubblico rispetto a quello che magari finisce in progettualità private, per capire anche come eventualmente in prospettiva la Regione Veneto possa trarre beneficio da quelle che sono le vostre lezioni, una delle quali sembra già chiarissima, e cioè l'onere gestionale che ha l'ente pubblico nel gestire queste risorse. Grazie Felipe. Thank you very much for your question. In our experience, as I explained, we have our own budget in the ministry for these activities of genetics resources, forest genetic resources. So we direct manage these programs from our unit, from our area. We have our centers. But this is very important to encourage regions in order to develop activities, because we don't have the competence in the territory. For instance, for the management of the genetic conservation units is the regions, the autonomous regions, that they have the competence, and sometimes they don't have funds to manage these genetic conservation units. Rural development funds from European Union was an opportunity to do it, but it has to be in the rural regional programs. It has to be put there. And sometimes it's not depending on the region. For example, this is an example of our experience to difficult the implementation of the network of genetic conservation units. But we try to coordinate in meetings, and we have to support the regions in some way. We have with our human resources and some kind of, sometimes we can give money to some studies, as I explained in the sample of alders. What this is difficult sometimes also is to merge research with management, practical management in the territory and in the programs. Sometimes the funds from national, for research centers or universities, they depend on projects of public process of concurrency, and sometimes it's difficult to allocate and to coordinate with our budget. So there are many examples of difficulties, but in summary, for us, rural development funds has been a very good experience in order to get funds, but at the same time, this was very difficult because of bureaucracy, very difficult to coordinate with the unit of coordination of the different measures of rural development. You need a team, and a special team devoted to the funds, to the management of this kind of
and you have to be very into the system of rural development that sometimes depend on agriculture. And in our experience, we stay now in other ministry in ecological transition, and for us now it's very difficult to to manage these funds in the way that we managed in the last period. So I don't know if I answered your question specifically, but if you can repeat some aspect, maybe I can focus more. But more or less, this is different difficulties that I can share with you. Thank you, grazie. Altre domande? Posso fare un commento su Certo. quello che ha mostrato Felipe, che ringrazio molto. Io sono un genetista forestale, mi chiamo Andrea Piotti e lavoro in Forginius. E, devo dire che conoscendo il team di genetisti spagnoli che stanno lavorando su questi aspetti, Delphine Grivet, Edoardo Noftivol, Riccardo Alia, siamo sempre stati molto incuriositi da come siate riusciti a utilizzare questi fondi per fare una caratterizzazione multispecie a scala nazionale, perché è quello che non stiamo riuscendo a fare in Italia, e credo che il motivo grosso sia che i fondi vengono distribuiti regionalmente e a scala regionale, quindi tutte le regioni hanno un loro budget e tutte le regioni gestiscono singolarmente la loro caratterizzazione, e questo rende sostanzialmente impossibile coordinare il network. E invece mi sembra che la vostra soluzione per riuscire a farlo sia stata quella di gestire i fondi a livello centrale. We have, of course, we have our budget in each region that they manage according to different priorities. But at the central government, we have our unit devoted to forest genetic resources that with forest center and installation, and this is very important. And also it's very important the coordination between regions and central government. So for this reason, we have a national committee. We have meetings and different working groups in this committee in order to coordinate all the activities, because this is a way to improve the activities in each region. And the other good thing is that we are very connected in the ministry, that we are not researchers, we are, as I explained, we are policymakers and managers of forest managers. So we are not researchers, but we are very connected with researchers, with Ricardo, with Eduardo. We are in collaboration. Our collaboration is very old. We have been always some kind of official collaboration, different ways of collaboration depending on the moment of the history, because the legislation changed in general in order to, because we have agreements, I don't know how to say in English, but different ways, figures, kinds of collaboration during the time. And now we have a collaboration that is direct from the budget of the state directly to the research, in order with, but they support and advise in our activities. So it's very important first for us to have the connection with the regions and to have the connection with the researchers. Not even with the National Research Center, we have connection in working groups with other centers, universities in different regions. And for example, Eduardo Noftivol, that is in the CITA Aragon, is the national focal point for EUGIS. And we have also contact, very, very tight contact with them. So I think this is
not only the funds and the budget, but the coordination and the meetings and the connection between all the entities are very important. Perdita di tempo che purtroppo ci sta ancora coinvolgendo. No, solo un commento a quello che ha appena detto Andrea, cioè il fatto che i tempi siano lunghi significa che bisogna iniziare subito a spendere bene quello che c'è adesso, perché non è che il tempo non passa. E in realtà quando abbiamo messo quelle piantine nel bosco di cui parlavamo prima erano piccole, adesso sono grosse e fanno le ghiande, il tempo è passato, possiamo beneficiarne, quindi non mi porrei il problema. Comunque gli alberi sono organismi longevi e stiamo parlando di futuro. E quindi bisogna iniziare, si è già iniziato adesso in questo modo, sarebbe ideale, come dicevi tu, che ci fosse anche qui un National Committee italiano, ci sono tutti quelli che possono farne parte, li conosciamo tutti, basta farlo, ecco, tutto qua. Però non farei un problema sui tempi di per sé, perché quando si parla di alberi i tempi sono quelli, insomma, e bisogna guardare necessariamente verso il futuro. È per quello che mi sono messo a occuparmi di erbe ultimamente, perché si fa prima, però così. Felipe, non so se volevi commentare anche tu. Yes, as it was mentioned about trials, in our case we have very old trials that were installed in the 80s and 90s, forest trials, provenance trials and progeny trials, but the objectives of these trials in the past were different of nowadays, especially in a context of climate change and global change. So now we are just discussing. Last week we were in a meeting about new pathogens and adaptation to climate change and forest decline. And we realized that it's very important to install new trials focusing into study traits related with climate change adaptation and new pathogens, and to reconvert and to take back the old trials in order to include in this network. But we have the same problem because of you now, because we have to design this trial to choose the species, the most important species, to choose the places to install the trials, and responsibilities of each institution and each region in the installation and the monitoring. The monitoring is very important for the trials, because sometimes some trials are installed a lot of years ago and nobody remember anymore. So it's very important, the traceability and the monitoring. And we are trying in our committee to organize all of this. So we are more or less in the same way of you in this level. Another comment is it is very important also it was very important to have a national strategy of genetic resources and the plans in order to organize all our activities and distribute and find synergies in the different institutions and the different administration and the central government and the regional government. So maybe for you would be very interesting to try to have a strategic document. I don't know if you have at Italian level, but it could be very interesting in order to organize all the activities and all there is a diagnosis of the state of the issue, and then a proposal of activities and actions depending on the objectives and then an indicator and verifiers in order to follow up monitoring the activities. So maybe it could be very interesting. I can share with you our documents, strategic documents, if you wish. And I don't know if you have one. This is more or less what I wanted to say. Thank you. Sorry. Thank you very much.
Bene, se non ci sono altre domande concludo solo con 2 battute. A noi operatori pubblici l'impegno, per quanto possibile, di garantire la continuità e la sinergia, abbiamo visto che è un elemento fondamentale nel continuare le attività di ricerca e trasferirle poi sul territorio, e lo stimolo che do io invece agli operatori privati, sia nei vivai, sia i professionisti, i progettisti, chi poi realizza gli interventi, dedicare un piccolo spazio ad analizzare quelle che sono le conoscenze ad oggi e quindi a cercare già fin d'ora, con le conoscenze che abbiamo, che cominciano a essere sicuramente a dare degli spunti molto interessanti, a interpretarle e trasferirle anche nelle attività progettuali e di realizzazione. Se lo sforzo è congiunto, io credo che si vada tutti nella giusta direzione. Grazie, ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Materiali del progetto tutti presenti sul sito, materiali dell'evento di oggi disponibili sul sito di Veneto Agricoltura a brevissimo, insomma. Ringrazio anche chi ha seguito in remoto e vi auguro una buona giornata.